Vediamo la posta di Mirella, si parte con la posta. Allora mi dicono il microfono che Mirella scende sempre. Cominciamo a leggere i bigliettini per rispetto delle persone che scrivono, sono i bigliettini di Natale. Allora, dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. Il ringraziamento è la vibrazione più pura che esiste sul pianeta. Dire grazie non è solo una questione di buone maniere, è una questione di buona spiritualità. Grazie di cuore di tutto ciò che date e siete meravigliosi angeli. Tantissimi auguri di buone feste a tutti voi e alle famiglie. Grazie. E qua si firma. Lo faccio vedere anche al sindaco perché è giusto che dice qui a Lesi, chissà, ecco questo è il biglietto e vi presento subito la graditissima ospite che è Stefania Golisciani, sindaco o sindaca di Casale sul SILE, progetto Casale Futura, così abbiamo spiegato tutto. Vediamo se c'è anche da Padova il professor Maurizio Antonini, direttore CIA Padova. L'ho chiamato professore Antonini, guardi che siamo già alti ormai, bisogna andare avanti con voi, perché sono... Mirella mi fa proprio andare avanti, professore. Sì, io promuovo tutti quelli bravi, li promuovo io perché sono bravi, perciò lei questa mattina è professore. A parte gli scherzi, Mirella. Direttore, la ringrazio di essere qui perché ho molte cose da chiedere, perché non riesco più a capirci niente, sono nella confusione più totale, però vorrei partire proprio col sindaco Stefania Golisciani. Allora anche lei avrà il banco solidale perché ormai tutti i comuni hanno il banco alimentare, anche se vorrei dirvi se per cortesia possiamo fare un po' di chiarezza, perché non è possibile che tutti facciamo tutto e alla fine le persone non riescono a mangiare per una settimana, perché un po' dobbiamo capire chi fa cosa e quando, perché se tutto il mondo del volontariato fa tutto, i sindaci fanno tutto, non riusciamo più a venirne fuori, anche perché, e lo dico anche alla sindaca che è anche avvocato, non arriva più niente dai banchi nazionali. Allora i supermercati non mandano, i banchi nazionali mandano pochissimo. Io l'ultimo arrivo che ho avuto a novembre, 48 litri di latte, cioè io alle 10 del mattino ho già finito il latte. Ecco, perciò grazie alla grande famiglia che ho di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, col 5 per 1000 riesco a comprare, però non trovo giusto. E lo dico, è una cosa sconcertante, visto le tonnellate di cibo che vanno sprecate tutti i giorni. Allora, perché non affidarsi ai banchi regolarmente iscritti alla regione, vedere come dividere nel territorio? Perché la gente non può mangiare, le famiglie, con un chilo di pasta, una passata di pomodoro, perché è questo che viene dato, parliamoci chiaro, e qualcos'altro. Perché come noi quando andiamo al supermercato prendiamo quello che abbiamo bisogno. E siccome non c'è unione neanche nel mondo del volontariato, non è che se io ho tanto chiamo un altro poco, succede qualche volta, ecco io sì collaboro e lo dico con la San Vincenzo di San Donà di Piave, ecco che ci scambiamo quando abbiamo le coppe, però tutto il resto è noia, non si alza paglia e allora non può funzionare così, non può funzionare perché noi siamo titolati per fare questo, siamo iscritti ai banchi nazionali, abbiamo avuto i controlli anche della comunità europea e forse dovremmo capire, come sto spiegando, e poi mi dirà anche lei sindaco se è d'accordo, di capire un attimino chi fa cosa. C'è un mondo del volontariato enorme che potrebbe andare a prendere degli anziani, diversamente giovani come li chiamo io, a casa, portarli a fare qualcosa o a vedere qualcosa, perché io anche ieri mattina ho dovuto chiamare un sindaco perché questa persona disperata, diversamente giovane, mi ha chiamato chiedendo aiuto. Ed è tutta le mattine, l'ho fatto vedere anche in trasmissione, qui arrivano addirittura qua a 90 anni con la corriera, paesi qui vicini che sembra che ci sia il mondo, paesi qui vicino, prima bicicletta, dopo corriera, 90 anni seduta là
l'ho fatta entrare. Allora, cosa sta succedendo, sindaco? Non è possibile, voi siete in tanti, avete anche questa squadra meravigliosa di sindaci che siete quelli che forse sanno più di tutti le esigenze del territorio, le famiglie che hanno bisogno, chi sono le associazioni di volontariato che vi supportano, per cercare di fare squadra, perché non è possibile che domani ci sarà la nuova elezione di Volontari Insieme e di tutte le associazioni iscritte ne troviamo 10, se sono 10, addirittura 2 iscritti per associazione, vuol dire che qualcosa non torna. Non può essere questa cosa qua. Per Volontari Insieme dovrebbe essere quella che unisce il mondo del volontariato, che ci si confronta, si fa. Allora io queste persone ho detto, ma perché non partecipi? Come mai no? Perché non mi sento rappresentante, non vado, c'è qualcosa che non torna. Allora 7.500 associazioni di volontariato, ognuno per conto suo, e dopo la nonnina di 90 anni arriva qua dalla Mirella, fortunatamente le telecamere, benedette telecamere, e chiede aiuto, non aiuto economico, attenzione, è arrivata con panettone, pensate, con panettone a chiedere ascolto. Lei vuole essere ascoltata, lucidissima, perciò non con... Ecco, adesso mi dica lei se è possibile continuare così per queste persone che non sanno a chi rivolgersi. Non sto parlando del suo comune, capisce che io parlo in generale, certo. E non devo essere fortunata ad avere la sindaca Golisciani, ma io devo avere quello che mi aspetta, l'ascolto è di diritto. Prego, sindaca. No, e questo è vero, è un tema, cioè il fatto che ci vengono fatte tante attività ma spesso non sono in rete e allora magari le persone o c'è un difetto di comunicazione, quindi magari determinate iniziative non sono ben comunicate, o a volte effettivamente ci sono delle sovrapposizioni e poi quando ci sono sovrapposizioni su alcune attività poi mancano su altre. Forse parlarsi, come dici tu, è giusto, cioè nel senso che magari uno così comprende quali sono i settori e le attività in cui bisogna invece investire, e questo sì, è vero, è un tema, questo degli anziani, molto sentito. Con l'ASL e con tutti gli altri comuni poco tempo fa abbiamo fatto un progetto che era Passi d'Argento, che era proprio delle interviste agli over 65 per sapere le condizioni sia fisiche, economiche, e i dati insomma hanno anche riscontrato il discorso che molte persone non si curano più, insomma ci sono delle problematiche determinate anche dall'aumento del costo della vita. Su questo noi comuni cerchiamo ovviamente di venire incontro con tutta una serie di servizi che vengono messi a disposizione, però effettivamente mettersi in rete sarebbe la soluzione ideale anche con il volontariato. Allora la ringrazio e io invito questi sindaci, capite perché sono quelli con i quali mi confronto e riesco a avere anche delle risposte, sono quelli che chiamo in caso di necessità, non vado dall'assessore, chiamo il sindaco, è lui responsabile della salute dei cittadini, sì. E perciò io vado direttamente da lui, segnalo la cosa come ieri mattina e quasi tutte le mattine che faccio per capire cosa sta succedendo. Io ieri avevo il sindaco di Ponzano Veneto, Baseggio, quale ha detto grazie Mirella, lo farò di sicuro. Perché non fare un censimento delle fragilità che ognuno ha nel proprio territorio, in maniera che voi potete avere il nome e cognome, voi potete darci la possibilità di andarli a trovare, perché li abbiamo questi volontari anche molto preparati che possono arrivare nelle case ad aiutare. Una volta c'era questo censimento, che casa hai, quanti metri quadri, quanti frigoriferi, quante televisioni, adesso non si sa più niente. Allora io dico, ma è così difficile, non saranno mica 1 milione, vedere le fragilità che ognuno ha e capire come aiutare, e voi lo potete fare, io non lo posso fare, sindaco, perché non mi danno i nomi, perché c'è la privacy. La privacy, pensate dove mettono la privacy. Bon, mondo del volontariato che vuole aiutare alla privacy, no, sono proprio fuori, non importa, andiamo avanti. Capisce che forse il sindaco Baseggio ha detto buona idea, lo farò sicuro, ma anche il presidente della Proloco ho detto scusi, perché ha detto che non hanno giovani che fanno, ecco, bisogna fare come una volta, ho detto, suonare i campanelli, dire ai genitori, cari genitori, c'è questa festa, mi date una mano voi figli. È vero? Perché voi mandate mail e non rispondono, e lui mi ha risposto, il presidente, è vero, telefonate, sì vedrò, non si risponde più, se invece suoni il campanello, ti fai vedere, tu sindaco, tu presidente delle Proloco, forse riusciamo ad avere come una volta, vieni a darmi una mano, cosa ne pensa sindaca?
No, in realtà questo discorso del censimento non è proprio un censimento, però insieme al mio assessore al sociale stiamo facendo delle visite ad hoc, abbiamo la lista degli anziani, tra virgolette, perché poi anziani discutiamo, no? Adesso No, già da quando mi sono insediata abbiamo la lista, sono tanti, a dire il vero. Sono tanti, sentite bene le parole. Sì, sono tanti e comunque ci organizziamo, ora dobbiamo riprendere dopo le feste, ma quasi ogni settimana, una alla volta andiamo a trovare gli anziani per vedere in che condizioni sono, come va, come non va, e andiamo io e la mia vice, andiamo casa per casa, è un po' alla vecchia maniera, però tanto per comprendere come dicevi tu, cioè ci sono delle persone che non è che hanno problematiche economiche, ma sono sole e quindi è ugualmente un problema perché magari hanno i figli lontani e quindi vedere delle solitudini di persone che vivono magari un po' più dislocate, che sono rientrate in casa e non escono più, è un problema, cioè, e quindi stiamo cercando di fare questo. È ovvio che ne sono tanti e dobbiamo accelerare da questo punto di vista. Vero, però quello che io le ho detto all'inizio, che io non devo essere fortunato ad avere quel sindaco ed essere su quel comune, io devo essere fortunato ad avere quello che mi aspetta di diritto e l'ascolto per quello che hanno fatto e perché siamo diventati grandi e così bravi, merito loro, dobbiamo ascoltarli. Allora, se lei ha delle associazioni di volontariato che magari in quel momento non servono perché è a posto, ma in qualche altra realtà hanno più bisogno, scambiamoci le informazioni. Ma mi scusi, lei il sindaco deve andare casa per casa con tutto quello che deve fare un sindaco? No, perché ascoltate quello che ha detto. Io capisco che lei vuole rendersi conto di quello che succede, ma secondo me noi paghiamo altre persone che potrebbero fare questo. Sì, abbiamo il mondo del volontariato che potrebbe essere da sentinella per lei, che va a trovarli e dire: sindaco, guardi che ho trovato questa situazione. Voi non potete fare tutto, sindaco, perché Sono veramente avete delle cose più ancora, diciamo, oltre l'ascolto, molto più importanti. Siete responsabili di tutto con una coperta cortissima, perché poi non riuscite a dare le risposte che dovete dare. Allora sentiamo anche Maurizio Antonini. Allora, direttore, l'ascolto, che anche voi mi sembra che non è che siate tanto ascoltati, eppure avete le idee chiare su quello che si potrebbe fare per migliorare anche la vostra posizione, la comunità, andare incontro alla comunità. Cosa dice, direttore? Beh, innanzitutto si devono sicuramente ringraziare i sindaci, perché noi siamo i custodi del territorio, ma loro sono veramente i custodi della comunità. E oggi fare il sindaco in queste situazioni di difficoltà economiche che ci sono è veramente un lavoro importantissimo. Però i sindaci hanno una responsabilità importante, quindi quella di far crescere la comunità, e quindi l'individuazione all'interno delle comunità delle persone più fragili penso che sia un elemento importante. Importante però di non lasciare i sindaci da solo. Come ha detto lei, Mirella, ma come è stato ripetuto dal sindaco, oggi vi è questa necessità e molto spesso, guardi, se non fanno rete tra di loro, e molto spesso lo fanno, ma è anche difficile farlo, devono avere anche la possibilità da parte della Regione Veneto, ma da parte dell'ASL in questo caso, la possibilità di dare risposte concrete a quelle persone che oggi necessitano sicuramente di dare una mano. E soprattutto su questo la solidarietà, il volontariato sono elementi importanti, ma ci stanno sempre più scivolando di mano, nel senso che, e lo vediamo con le Proloco, lo vediamo anche all'interno delle comunità, all'interno dei comuni, sempre meno c'è questa volontà da parte delle persone di mettersi a disposizione. Però c'è questa necessità, soprattutto nel Veneto e nei nostri paesi, c'è questa possibilità di farlo. Ancora di più se parliamo delle aree marginali. Ora di più se parliamo delle aree marginali su questo, e quando si parla delle aree marginali si parlano dei comuni in cui è difficile anche avere la farmacia, è difficile avere anche servizi sociali adeguati, e quindi questa è una battaglia che dobbiamo fare insieme, perché penso che anche in questo caso non solo i sindaci ma soprattutto anche gli agricoltori e l'agricoltura può dare una mano in tal senso.
Direttore, cos'è che la preoccupa di più? Siamo partiti col 2025 con delle previsioni che non sono proprio rose, io ho il coraggio di dirlo perché è la verità, anche se ci sono dei dati che vanno molto bene, ma ce ne sono altri che bisognerebbe mettere a posto in fretta. Prego, direttore. Ma guardi, noi siamo molto arrabbiati e molto incazzati, mi scusi il termine, della situazione che si sta verificando oggi in Italia, ma anche in Europa. Le pratiche sleali sono all'ordine del giorno. Guardi, oggi hanno sottoscritto a livello europeo un accordo di libero scambio, Mercosur si dice, quindi pensa lei una parola un po' particolare, che è un accordo particolare che si fa con il Brasile e si ha la possibilità di avere un libero scambio con i prodotti brasiliani. Beh, la situazione è questa. Oggi in Italia, ma non solo in Italia ma soprattutto anche nel Veneto, abbiamo ridotto quasi del 30% le produzioni frutticole e le abbiamo ridotte perché per gli eventi climatici, ma sono state ridotte anche per il fatto che soprattutto la frutta è attaccata dalla cimice asiatica ma anche da altri insetti parassitari, e oggi a livello europeo e quindi per l'Italia ci viene vietato l'utilizzo di determinati fitosanitari. Guardi, noi non siamo non d'accordo nel non utilizzo di questo, però le stesse regole devono rimanere uguali anche per gli altri, perché se noi poi importiamo i prodotti dal Brasile o i prodotti in altre parti del mondo in cui queste regole non vengono rispettate, allora lei mi può far capire in che maniera, in che modo i nostri agricoltori possono sopravvivere su questo con regole diverse per produzioni diverse. Oggi il problema della redditività degli agricoltori è un elemento determinante, però le pratiche sleali e soprattutto questi accordi di libero scambio provocano delle grosse difficoltà nel settore agricolo. E ricordo che noi nel Veneto abbiamo più di 40 marchi registrati di qualità, che va dal prosecco, che va dal vino e quindi che va anche dal formaggio, dalle olive e da prodotti orticoli, e quindi siamo produttori nel Veneto di grande qualità, ma questa qualità ci deve essere remunerata in maniera corretta e darci la possibilità di produrla anche in maniera non sleale come viene prodotta oggi in altri paesi. Allora, so che c'è Rinaldo Centralino, però Rinaldo aspetta, perché è troppo importante quello che ha detto il direttore Antonini della CIA, per non far rispondere subito l'avvocato, che è anche avvocato, è il sindaco Golisciani, Stefania Golisciani. È da rimanere perplessi, è da rimanere veramente increduli sentendo quello che ha detto un esperto. Ecco, i numeri sono numeri, come mi ha detto quello scienziato, fate dare i numeri, Mirella, che i numeri non sbagliano, dati da persone competenti, e i conti non tornano, eccoli qua. Prego. Sì, no, questo è un problema, diciamo, atavico, che non è mai stato risolto. Cioè, noi facciamo parte di accordi commerciali a livello sovranazionale e ci impegniamo a rispettare determinate regole, però poi arrivano prodotti da altri posti che però non rispettano le stesse regole, sia del mondo, a livello di mondo di mercato, del lavoro, sia di sicurezza, sia di qualità, e quindi il gioco è falsato. Ha ragione, il gioco è falsato, perché se io devo produrre una cosa rispettando tutte le regole, lo produco ovviamente a un prezzo che è maggiore, ho i costi maggiori. Se poi mi arrivano altri prodotti invece che producono con costi minori, è ovvio che il loro margine di guadagno è superiore. Dovremmo anche noi consumatori imparare a non acquistare determinati prodotti, anche magari non farli arrivare. Senta, direttore, ma chi è che ha firmato queste regole di questo nuove regole dal Brasile? Perché mi sembra che anche noi abbiamo i nostri europarlamentari, perché io vorrei anche capire, siccome che la trasparenza non regna sovrana in Italia, vorrei capire anche cosa fanno e chi ha firmato queste cose, perché siccome che dicono sempre l'Europa, sembra che noi non siamo in Europa, che siamo da un'altra parte. Noi abbiamo i nostri europarlamentari. È possibile sapere chi ha firmato, perché vuol dire che qualcuno ha firmato queste nuove regole per il Brasile, direttore? Sì, ma guardi, è stato firmato l'accordo, è un accordo di libero scambio tra l'Europa
e quindi il Brasile, quindi chiaramente vedremo chi effettivamente ha posto la propria firma. Ma guardi, noi non siamo non d'accordo nel libero scambio, penso che il libero scambio sia un elemento importante di valorizzazione dei nostri prodotti. Ricordo la questione del vino, la questione del prosecco, che per noi è determinante, importante, ma non solo su questo, ma anche sui formaggi. Se non ci fossero la possibilità di fare tutto quanto questo, le nostre aziende andrebbero comunque in sofferenza. Oggi l'esportazione è importante, vedremo poi con Trump, speriamo che i dazi rimangano questi, altrimenti avremo difficoltà. Ma non è questo il problema, direttore, sono io d'accordo, penso anche la sindaca Golisciani che bisogna fare così perché ci mancherebbe, però iniziamo a capire intanto chi firma, perché veramente qui non sappiamo mai chi ha firmato questo, perché se le regole sono queste non vanno bene, perché vuol dire che noi siamo fragili, tanto l'Italia firma l'Italia, qual è il problema? No, non va bene. Dovrebbero dire no, con queste regole noi non ci stiamo, perché vuol dire penalizzare, ecco, i nostri prodotti, vuol dire penalizzare i nostri agricoltori. Questo è il problema della trasparenza. Che poi sia giusto o sia sbagliato è un altro discorso, per carità, ci mancherebbe, ma vogliamo anche capire quando si firma una cosa sbagliata e che poi va avanti sulla pelle degli agricoltori, chi ha deciso che va bene lo stesso, tanto no, non va bene. Io dico che dobbiamo avere più, la politica deve avere trasparenza, direttore. Noi vogliamo sapere perché si firma, cosa hanno firmato, qua non si sa mai niente. Vai in Inter, no, non devo andare in Inter. Io ho 80 anni, ho diritto di capire anch'io, visto che mi dite che devo andare a votare e se non vado anche dite che lo faccio male, allora per cortesia la trasparenza dovrebbe regnare sovrana su quello che fate, visto che prendete una montagna di soldi, cari europarlamentari, vorremmo anche capire quando ci siete e cosa fate. Andiamo dal nostro Rinaldo Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Cominciamo dalla sindaca del Casale. Intanto mi venivo a Casale 50 anni fa. Ecco. Va bene, venivo a Casale 50 anni fa, conosco tutti. E anche dica di Rinaldo mi conosce tutti. I vecchi mi conosco tutti perché venivo ancora quando che faceva il canico e il triangolo Ade. Veloce Rinaldo, se no ti scrivi un libro. Anche suo marito. Casale è sempre stato un bel paese, di persone anziane, però se comunicava e la gente si voleva bene. Anche adesso vengono qualche volta, però io tutti vecchi. E dopo voglio dire a quel signore che non mi ricordo, che non mi sa. Il direttore Antonini, Maurizio Antonini. Ma ecco, caro Maurizio, gli altri nel Veneto, allora che mio nonno era un fruttaiolo, mio padre un fruttaiolo, io ho fatto una vita di frutta e verdura, me ne voglio ancora. Nel Veneto, non vedete frappersi, neoni, frutta, verdura, non vedeva nessuno che aveva roba nostra. Non avevamo bisogno del Brasile. Cosa ne mandi? Un po' di squadre al Brasile. E c'è tutte convenzioni, dal Marocco, dappertutto i paesi, l'Argentina, il Sudafrica, non è solo che, ma le cose che avevamo bisogno. Il Veneto, ed era un giardino, ed era una qualità proprio a coso qua, a Mogliano, una qualità di pezzi che era la fine del mondo. I lampegnini, neoni che sono spariti, il pomodoro, il gusto che aveva, il sapore, il gusto. Adesso un pomo, un pelo, un persero, vi accompagno, mi dà gusto da niente. Grazie Rinaldo, devo andare avanti, se no non ce la faccio, ma sei stato più che chiaro. Sindaco, cosa dice questo cittadino, questo ascoltatore che dice ma cosa è successo? Eravamo veramente i migliori, non a caso ci chiamano il giardino del mondo, proprio il giardino, non la fabbrica, il giardino del mondo. Prego. Beh, sai, comunque con l'andare del tempo determinate produzioni ovviamente si adeguano anche a quello che sono i cambiamenti climatici e quindi è giusto anche la tipologia, penso, confermerà anche il direttore, è cambiato anche il modo di produrre e come diceva lui gli accordi servono perché ovviamente il mercato interno non riesce ad assorbire tutti i prodotti e quindi avere comunque degli sbocchi in altri mercati serve anche ai nostri agricoltori. Il problema è che le regole dovrebbero essere uguali per tutti, questo sì. È d'accordo su questo? Sì.
le regole avrebbero... E a lei cos'è che la preoccupa di più, sindaca, in questo all'inizio di 2025 e invece quello che le ha fatto più felice nel 2024, alla fine, quando ha fatto i famosi bilanci di fine anno? Prego. Allora, come sempre il futuro ci preoccupa, ma penso a tutti i sindaci, sempre le questioni economiche, perché vediamo sempre più assottigliare quello che è la nostra provvista per provvedere a tutti i servizi, perché i servizi che offrono i comuni sono tantissimi e quindi vediamo che le entrate si assottigliano e quindi a un certo punto quello che dispiace è che bisogna fare delle scelte e a volte anche molte sofferte, quindi rinunciare a un servizio per mantenerne in piedi un altro. E quindi è questo quello che mi preoccupa, cioè non riesci a implementare cose e devi cercare almeno di mantenere quello che hai e questo non è un bel modo di fare il sindaco, cioè nel senso non per colpa nostra, però quello che ci piacerebbe fare a tutti i sindaci è aumentare i servizi, invece fatichiamo a mantenere quelli che abbiamo e quindi questo... Una popolazione che invecchia, che ha problemi, che ha bisogno di risposte. Allora, un'altra cosa chiedo al direttore Antonini, parliamo di forza lavoro, come sta andando? Io mercoledì ero al Banco Solidale, direttore Antonini, e non mi tornano i conti. Allora arriva un uomo giovane, non diversamente giovane, ma giovane, e lo guardo e gli dico: ma non hai trovato ancora niente di lavoro? Hai la patente? Sì, Mirella, non ho la macchina ma ho la patente. Che patente hai? Anche la D. Ah sì, sì. Perciò so guidare qualsiasi... Ma hai mandato il curriculum? Anche alla mom? No, lo dico davanti alle telecamere. Siccome non si trovano autisti, ecco, questa è una persona per bene, non è uno... E dico, com'è? Non hai ricevuto risposta? Mirella, nessuno mi risponde. Ho mandato curriculum dappertutto e nessuno mi risponde, Mirella. Allora dico, guardami bene, ma hai voglia di lavorare o mi stai raccontando? Poi sai, dopo io verifico queste cose qua. No, Mirella, io anche subito se trovassi. Anzi, se hai bisogno, anche come volontario ci sono in attesa, visto quello che mi dai. Infatti i biglietti lo dimostrano, sono biglietti veri. Allora, direttore, cosa c'è? C'è qualcosa che non mi torna, perché io dico pubblicamente: per cortesia mi scrivete, mi telefonate per dirmi se avete bisogno di persone che io ve le mando. Non arriva una telefonata. Cioè non posso dire che la mia trasmissione non è vista, visto l'audience che abbiamo, che i numeri sono numeri. Adesso hanno imparato anche ad ascoltare, più di telefonare ascoltano tanto, ma i numeri sono numeri dell'audience. Allora non mi tornano i conti, direttore, cosa c'è che non va? Cioè, cosa ci vuole la laurea per fare l'agricoltore? Perché poi io chiedo, ma cosa sai fare? E mi dicono le varie cose che sanno fare. Allora, molti stranieri, per modo di dire, perché hanno la carta d'identità, perciò quando hai la carta d'identità mi faccio fatica anche a chiamarli stranieri. Cosa dice, sindaco? Perché noi vogliamo la carta d'identità, non la patente. La carta d'identità è l'ISEE. E non ne vieni fuori. Allora, cosa c'è che non va? Come sono questi numeri? Dove andate a cercare le forze lavoro? A chi vi rivolgete? Che risposte avete? Perché siamo anche curiosi. Direttore, prego. Guardi Mirella, sulla parte agricola la situazione è drammatica. Perché comunque fare l'agricoltore o fare l'operaio agricolo oggi è un impegno importante. Cioè qua non è da scominciare alle 8 della mattina a finire a mezzogiorno, perché gli agricoltori non funziona così. Gli agricoltori, che sia il tempo, che sia il gelo, che sia la pioggia, che sia il caldo, cioè le temperature alte e le temperature basse. Cioè fare l'agricoltore ci vuole anche un po' di passione e anche volontà di fare questo. Quindi oggi fare gli agricoltori, noi siamo in difficoltà nel trovare personale per fare gli agricoltori. Poi vede, se andiamo ad analizzare in maniera un po' più specifica la questione, allora la questione è ancora più preoccupante, perché il problema non è solo del mondo dell'agricoltura, è un mondo nel complessivo. Oggi sempre di più, ma che ci può anche stare, ci può anche essere un elemento di valutazione. Prima che c'era la ricerca del posto fisso, oggi molto spesso non c'è più ricerca del posto fisso, che c'è la ricerca sì di un posto che ti permette anche magari di
seguire la tua famiglia, di essere più vicino a casa, di avere la possibilità di fare determinate cose che a te altrimenti non le faresti. Cioè, voglio dire, ci sono anche altri valori che non è il posto fisso, e quindi oggi il problema del lavoro è un problema importante, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura, e mi ripeto su quello che ho detto prima, perché fare gli agricoltori oggi vuol dire non solo la tempistica, ma vuol dire purtroppo, essendo fuori all'esterno e quel tempo, ci sono situazioni di difficoltà, se non detto anche il fatto che fare l'agricoltore comunque è un lavoro abbastanza pesante, come tanti altri lavori chiaramente manuali ed altro. Aldo da San Martino di Lupari, vai Aldo. Sì, ma Mirella, ascolta, visto che lì hai il direttore della CIA Antonini Maurizio da Padova, io ieri ho avuto dei gravi problemi nel mio pollaio, nonostante abbia fatto la prevenzione, come mi ha detto il presidente della Federcalcia di Padova, Giorgio Zocchetto. Ieri, per poter cercare di venire a capo se ci sono delle disponibilità finanziarie fra un paio d'anni, ho fatto parecchie telefonate, non sono arrivato a niente per questo discorso. Il direttore dice parole sacrosante, ma non ci sono i moduli, saranno ancora da fare, non lo so. Non ci sono i moduli per inserire i danni della fauna. Aspetta un attimino che vado a sentire cosa mi dice, perché tra il caldo, pioggia e anche i danni, ricordati, diglielo, che parecchie persone sono sul lastrico per tante cose, ma i danni dalla fauna, dopo fatto la prevenzione, è una roba contro natura, non poter essere risarcito. Io ho le galline padovane che costano 35 euro all'una e quasi 50 anni che ho il pollaio lì. Ti saluto, scusa Mirella, prova a chiedere come posso fare per essere risarcito fa 2 o 3 anni. Ciao Mirella, scusate. Ciao Aldo, grazie a te invece, un grande abbraccio, sempre avanti Aldo. Vedete quanto è importante il direttore venire a Sveglia Veneti, vedete? Sì, ma cosa ho guarda detto Mirella, prima, quello vedete? che ha Anche detto... per chiarire poi oltretutto. Prego direttore. Ma guardi, quello che ha detto Aldo non è sacrosanto, è ancora di più di sacrosanto. La questione della fauna selvatica è un grosso problema per l'agricoltura, perché oggi c'è una norma, la 152, che non dà la garanzia agli agricoltori dei danni che viene provocata dalla fauna selvatica, dai lupi, e qui bisognerebbe fare una trasmissione specifica su questo, e della fauna complessiva, per poi non parlare dei risarcimenti, perché noi siamo incazzatissimi su questo. Cioè gli agricoltori vivono sui prodotti, i prodotti vengono dilaniati e prendono, se lo prendono, forse il 20% del valore del danno che hanno subito. Quindi pensi lei che situazione di drammaticità è questo, e questi fondi vengono comunque elevati sul pacchetto degli agricoltori. Ma non sa mica possibile. Cioè, voglio dire, se oggi la fauna selvatica vuole essere tutelata dagli animalisti, ambientalisti ed altro, benissimo, non ci sono problemi. Il fatto è però che nel momento in cui ci sono i danni, gli agricoltori devono essere risarciti al 100%. Per dare una risposta a Aldo, gli stampati ci sono i stampati che vengono dati dalla VEPA, che è l'Agenzia Veneta dei Pagamenti. Giorgio Tronchetto sa perfettamente come funziona il meccanismo, basta andare negli uffici e si fa la domanda, però il problema è il risarcimento, perché se poi mi risarciscono il 20% del danno che ho subito, di cosa stiamo parlando? Ecco, allora, direttore Antonio, andiamo per gradi. Allora, dove deve chiamare, chi deve chiamare il nostro Aldo per avere il modulo? Intanto andiamo col modulo, visto che hanno detto che i moduli non ci sono. I moduli ci sono, possono essere scaricati, possono essere fatte le domande negli uffici zona delle organizzazioni agricole che noi rappresentiamo, e comunque vengono scaricati sui moduli di AVEPA, Agenzia Veneta dei Pagamenti.
Perfetto, hai sentito Aldo? Hai sentito bene? Casomai poi in tarda serata puoi rivedere anche la trasmissione, se magari c'è qualcuno che può anche aiutarti, farla vedere per scaricare questo modulo che c'è, e se no chiamiamo il direttore Antonini e diciamo: direttore, certo, guardi che ci hanno detto di no un'altra volta, perciò Aldo fammi sapere se tutto va bene, siamo a posto. Allora Sindaco, cosa dice questo agricoltore, queste persone che lavorano, che veramente sono in grosse difficoltà, manca sempre qualcosa, ascolto, ecco, chiamo, nessuno risponde, 1, 2, 3, 4, poi mi basta, non ne posso più, butto giù tutto. Capitato anche a me, capita anche a me, di avanti con questi centralini. Le persone devono rispondere al telefono, anche delle volte in certi comuni che chiamo e dico: scusi signorina, ma cosa sta facendo? No, perché basta schiacciare un bottone, cioè non è che sia così, cioè mi sembra di essere a New York delle volte che devono cercare chissà cosa, cioè non so come funziona. Già se sono aperti poco, se quel poco anche non dà risposta, hai voglia, prego. Allora, in questo caso la signora ha perfettamente ragione, anche il discorso che poi il risarcimento sia solo del 20% è veramente assurdo, cioè, è come non essere tutelati in nessun modo. Invece per quanto riguarda il discorso che dicevi tu delle risposte, ogni tanto però bisogna anche pensare che gli uffici sono sempre in sottonumero, perché noi abbiamo sempre dei limiti anche a livello di assunzioni, quindi se si ammala uno e l'altro, noi abbiamo persone in comune che hanno delle ferie da dover smaltire, che non vengo a dire quanti giorni di ferie hanno, quindi se si ammala uno e mi manca l'altro, poi me ne resta uno che deve fare tutto, quindi è anche un problema di organico. Spesso effettivamente, anche lo dico sinceramente, anche nel mio comune capita che a volte mi dicano i cittadini che hanno difficoltà a mettersi in contatto con alcuni uffici, io verifico, e spesso è capitato nei momenti in cui l'ufficio era veramente in sottoorganico. Poi per assumere, fortunatamente non è entrata la norma, insomma, ma abbiamo sempre 1000 difficoltà e quindi insomma arranchiamo anche noi, quindi non è sempre una mancanza di volontà da parte dei soggetti che sono in ufficio, ma è proprio una mancanza di organico. Sì, però capisce che il cittadino che è a casa, che paga le tasse, ecco, dice: io dovrei avere risposta, io dovrei avere qualcuno che risponde a questo vengono telefono. Da me, tranquilla, vengono da me. Eccolo qua, e dove vanno? Dal sindaco, quando lo trovano per strada, ma sa perché? Perché voi avete questa linea diretta, cioè quando io vedo gli onorevoli senatori li guardo e dico: sai che se facciamo una passeggiata assieme io e te, riconoscono me, non ti conoscono, vuoi che proviamo? Gli dico, perché voi siete nel territorio, siete gli unici referenti che hanno, perché siete fuori della porta di casa, l'unico posto dove possono andare, dove vi vedono, vi ascoltano perché vi ascoltano, e se fate bene vi premiano perché vi fanno fare il secondo mandato. Il terzo no, hanno detto che non si può fare il terzo mandato, poi ne parleremo anche. La Presidente Meloni, la Premier Meloni ieri ha detto stop, e poi vedremo come andrà a finire, anche perché i problemi sono tanti, perciò io direi che sarebbe utile che si occupassero anche dei nostri problemi, più di io, la poltrona, la sedia, i numeri, i posti. Ecco, ci siamo anche noi che vi paghiamo, se per cortesia volete ascoltare anche noi che siamo alla canna da gas. Ecco, i banchi alimentari che aumentano, 6 milioni di poveri, forse sono gente che lavora. Ecco, quello che non si riesce a capire è che qui in Italia chi lavora non prende niente o poco, chi che non fa niente c'ha una montagna dei soldi, tanti, non tutti ma tanti. Pubblicità. Abbiamo Adriano, vediamo se è ancora in linea Adriano, perché c'era la pubblicità. Adriano? Buongiorno Milena. Buongiorno carissimo. Sindaco di Casale. Posso parlare di allagamento del fiume Sile? Prego. Posso parlarne? Sì, beh, per forza. Allora, signor Sindaco, dopo il nubifragio del 23 settembre, l'acqua del fiume Sile che ha allagato le case e il porticciolo di Casale, lei, Sindaco, è intervenuto in studio da Mirella dicendo che è solo di riferimento del fiume idrometro di Santa Cristina. Le fa notare che il livello dell'acqua a Santa Cristina è più alto di oltre 20 metri sul livello del mare e a valle ci sono diversi invasi dovuti ai mulini e alle centrali idroelettriche. La portata è minima lì, la portata aumenta scendendo verso valle, arriva acqua dal Brentella tramite
i canali di Gronda, del Piavesella. Questi due canali prendono acqua del fiume del fiume Piave e arriva al Sile. Nel momento normale sono 6-7 metri cubi, molti di più quando ci sono queste stravaganze. La portata aumenta scendendo verso valle, perché abbiamo l'Imbraga, gli affluenti, la Storga, il Melm, il Nerbon, il Musestre, il Vaglio e di destra il Dosson. Lei, Sindaco, dovrebbe fare riferimento all'idrometro della centrale in questi casi, all'idrometro della centrale che è a Valle Centrale Silea. Quell'idrometro è stato installato con lo zero che risponde al zero medio mare. Pertanto io sono in possesso da dati dal 54 fino a oggi. Il livello del fiume massimo non è stato il 4 novembre del 66 che io l'ho vissuta quella grande alluvione, che all'idrometro della centrale di Silea l'acqua è arrivata a 4,24, ma bensì il 1 febbraio dell'86 l'acqua è arrivata a 4,27. Il minimo è stato il 7 marzo del 90 con 0,78, pertanto abbiamo avuto una differenza di livello in tutti questi anni di 3,49 metri, mai più raggiunti. Per chi non lo sapesse, dopo la centrale idroelettrica di Silea non ci sono invasi su un percorso del fiume oltre 40 km. Adesso le dirò una cosa molto interessante che le può servire. Io quando ero responsabile tenevo controllato il livello a Valle Centrale Silea fino a Porte Grandi. Avevo individuato di capisaldi a Casier, a Cendon, a Casale, a Quarto d'Alpino e a Porte Grandi. Un giorno, era nel 1988, d'accordo con il responsabile della conca di Porte Grande, abbiamo fatto una prova. È stato aperto quella paratoia del Sile che mette l'acqua nel Silone, ossia nel fiume del Sile, prima che venisse fatto il taglio seicentesco del Sile, e abbiamo avuto un beneficio di abbassamento del livello di 20 centimetri, 200 mm, 20 cm a Valle di Silea. Allora dico questo: quando ci sono questi nubifragi, questi abbassamenti di livelli di portata, se si apre quella paratia, io adesso non ho fatto il calcolo, ma più o meno saranno 10-15 metri cubi d'acqua che scarica sul Silone, penso che non dia nessun danno Adriano, ti interrompo perché sei stato chiarissimo, però se mi permetti io darò il tuo numero alla sindaca perché vi parlate, anche perché qualcuno dirà ma quanto che ti ha fatto parlare Adriano? Perché sta facendo il bene per la comunità, è un esperto, dà dei numeri importanti, perciò è un bene comune, perché qualche volta i sindaci devono, come questa mattina, anche ascoltare delle persone anche preparate che si può anche provare, perciò Adriano, se poi mi dici, tanto so chi sei, e darò il tuo numero. Il sindaco è una persona preparatissima, ecco, che sa quello che dice, perciò può essere anche utile al sindaco. Prego, sindaco. No, io questa questione l'avevo sentita, infatti in quelle occasioni avevo sentito anche i responsabili della Conca di Porte Grandi, e infatti è molto interessante, il signore vorrei avere il numero per sentirlo, perché mi sono state dette delle cose, quindi bene che verifico anche col signore. Perciò io le darò il numero, vi scambierete i numeri, perché sono notizie molto importanti di una persona che sa quello che dice, perché era sul pezzo anche quando c'erano questi nubifragi. Siccome che può capitare da un momento all'altro, è meglio prevenire, famoso prevenire. Ha sentito il direttore Antonini quante persone che brave, che preparate sono e che cercano di dare il loro contributo? Allora, direttore Antonini, io vorrei anche capire con lei ha detto siamo veramente disperati perché non troviamo personale. Mi scusi direttore, ma tutte quelle persone che sono arrivate, che sono all'interno di queste cooperative, abbiamo sentito anche il sindaco Mario Conte che ha detto sono 700 addirittura solo su un posto, visto che paghiamo
queste cooperative. Non sarebbe anche capire come, anche grazie magari al mondo del volontariato, perché mi sa che il messaggio che sta arrivando di tutti i delinquenti, tutti i stupratori, ecco, lo diciamo pure, che invece ci sono anche brave persone, ma veramente bravi, con dei muscoli d'acciaio, che vorrei che qualcuno si rendesse conto cosa vuol dire non far niente tutto il giorno. Ecco, cosa dice direttore? Come mai non si riesce a entrare, visto che noi non ce li abbiamo, perché i numeri non ce li abbiamo, è inutile che andiamo in cerca di dire chissà cosa, però abbiamo queste persone che sono qua, le cooperative sono pagate, cosa c'è che non torna in questa catena che non riesce mai a essere unita? Torna il fatto che ci deve essere la volontà anche politica di esercitare un ruolo importante. Io penso che, come ha detto lei, e sono d'accordo, nel momento in cui abbiamo queste persone che sono all'interno delle cooperative, penso che per quanto riguarda il settore dell'agricoltura non ci sono problemi nell'affrontare la questione e quindi nel individuare delle persone che possono svolgere un ruolo, ma però dopo chiaramente non è solo un problema del lavoro, ma è anche un problema della casa, dell'abitazione, della famiglia. Ma quindi l'abitazione, direttore, solo su una cooperativa dove c'è un tetto? Ma se tu rimani là in 700 tutto il giorno oppure in 400, poi magari 300, magari bene o male, non andiamo da nessuna parte, non riusciamo a capire chi sono, dove possono essere impiegati. Non è che dobbiamo mettergli le catene ai piedi come una volta, ecco, col guardiano, ma dobbiamo veramente solo impiegarli, perché capisci che a me chiedono di lavorare, ecco, lo dico pubblicamente, mi chiedono di lavorare, direttore. E sa cosa, quando dico ma cosa sai fare? Tantissimi, la terra, l'agricoltura, oppure non sapranno adoperare, come dicevo il sindaco, i nostri strumenti, ma penso che non sia così difficile, direttore. Cioè non mi torna, direttore, io ho il coraggio di dirle queste cose. Mirella, lei ha perfettamente ragione, sono d'accordo con lei, non al 100%, al 1000 per 1000, perché il punto è proprio là, nel senso che ci deve essere la volontà soprattutto politica e quindi trovare delle norme che determinino questo e che diano la possibilità dell'utilizzo di queste persone all'interno del sistema produttivo nostro, veneto e agricolo ovviamente. Dobbiamo trovare le norme, perché oggi la norma sono per quanto riguarda l'agricoltura il decreto flussi, per quanto riguarda le persone diciamo esterne. Quindi voglio dire, su questo noi oggi lavoriamo, però avere la possibilità dell'utilizzo di queste persone che sono all'interno di queste cooperative penso che sia un elemento importante e determinante. Ci deve essere la volontà e una norma specifica che determini questo. E dove si può fare questo? Con chi si può fare? Perché cioè noi veramente, io parlo a nome di questi ragazzi, perché guardate, sì. Ecco, io vi parlo a casa col cuore aperto, se voi li vedeste. Ma se voi li vedeste, 18, 20, 22 anni fisici incredibili, perché la natura li ha fatti così, fermi, tutto il giorno, che non sanno cosa fare, perché nessuno si preoccupa anche di vedere come impiegarli. Ecco, sindaco, cosa dice lei? Ecco, come donna, come imprenditrice, come sindaco, ma anche voi potete essere aiutati. Ma cosa c'è? Dov'è l'inghippo? Perché sono pagate le cooperative, sì o no? Beh, credo di sì, no, per gestire il servizio. Ecco, no, perché bisogna anche a casa che riescano a capire, perché qualcuno chiama e dice diamo i soldi a questi, no, questi non arriva i soldi, a questi arriva qualcos'altro. Allora sì, dove dobbiamo andare? A chi dobbiamo chiedere? Beh, qui bisogna andare ai livelli più alti, perché come diceva il direttore bisogna cambiare le norme, perché purtroppo non possono essere utilizzati, quindi bisogna intervenire. Da dove si può partire? Da quale, dove allora? Vediamo, ma già dal discorso del decreto flussi, prevedere comunque degli impieghi temporanei, non lo so, cioè insomma c'è da studiare, da capire dove intervenire, perché c'è una logica di sicurezza, quindi c'è necessità di tenerli sì, per un riconoscimento, insomma però poi vanno inseriti nel contesto, perché non siamo così veloci dal punto di vista burocratico poi a sbrigare tutte le pratiche, mentre che aspettano che le pratiche si sbrighino, qualcosa devono poter fare. È d'accordo, direttore Antonini? Iniziamo a parlarne, perché io ho il coraggio di dire, ma non sento che tanti dicano queste cose, io invece le dico. No, guardi Mirella, lei ha veramente toccato un tema importante su questo. Concordo con quello che ha detto ovviamente il sindaco. Si deve cambiare la norma, ma allora
la Mirella ci dice ma vabbè, ma chi deve cambiare la norma? Chi l'ha costruita la norma? Oggi chi ha costruito la norma delle cooperative e dell'accoglimento? Su quello si deve intervenire, quindi sicuramente deve intervenire il Ministero e deve intervenire, voglio dire, la politica romana su questo, in cui si danno la possibilità dell'utilizzo di questo personale all'interno dell'attività lavorativa, nel nostro caso specifica. Come ci saluta, direttore? Cosa vuole dire? Ecco, che appello vuole fare o che messaggio vuole lanciare? Sempre il solito, Mirella, gli agricoltori sono i custodi del territorio, dobbiamo valorizzare gli agricoltori non solo per la produzione ma anche per quello che oggi stanno facendo e per il paesaggio e per il territorio complessivo. Diamo valore a loro, per dar valore a loro bisogna acquistare i prodotti agricoli e soprattutto i prodotti agricoli veneti, quindi quando andiamo a fare la spesa, anche se costa qualcosa di più, avete capito anche il motivo a volte dei costi maggiori che gli agricoltori hanno e che tra l'altro percepiscono solo il 15% del valore finale, dobbiamo valorizzare i nostri prodotti, valorizzare i prodotti veneti e valorizziamo anche il mondo dell'agricoltura e gli agricoltori appunto della nostra regione. Grazie, veramente grazie al direttore CIA di Padova Maurizio Antonini, grazie. Sentiamo la sindaca come ci saluta e che messaggio vuole dare, cosa vuole dire. Voglio dare un messaggio di ottimismo, perché sennò qui non ne usciamo fuori. No, nel senso che voglio che ogni tanto le persone si fermino a pensare alle cose che stanno accadendo nel mondo. Lo so che sembra un po', diciamo, anche un po' banale, però in realtà non ci fermiamo mai a pensare a tutto quello che sta accadendo nel mondo e che ci sono famiglie che sono al freddo, famiglie che sono sotto le bombe. E l'ho detto anche una volta ai miei cittadini, cioè il fatto che loro siano lì e noi siamo qui è solo una pura fortuna, cioè noi siamo nati nel posto giusto del mondo. Ogni tanto fermiamoci a riflettere su queste cose e cerchiamo di guardare anche alla vita, a quello che abbiamo, non solo a quello che non abbiamo. Beh, una vita siamo riusciti a portarla a casa e ho detto ieri che è la prima volta che ho visto la politica unita ed è stato un messaggio bellissimo. Non so quanti anni erano che non vedevamo proprio politici uniti così. Ecco, che se ne dica, è stata fatta una cosa buonissima e dobbiamo dire grazie alla Premier Meloni, perché è inutile che se la giochino, è stata lei che ha capito l'importanza, avrà anche degli amici influenti, chi non li ha, però lei è riuscita a portare a casa in poco tempo, era questa donna che faceva il suo lavoro, che faceva la giornalista e che aveva tutto il diritto di essere riportata in Italia. Perciò brava politica, fatti sempre questa rete, questa squadra, che noi saremo felicissimi. Giusy, l'ultima telefonata, poi salutiamo. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Adesso Mirella, io dico una cosa che voi magari non siete d'accordo. Ma perché non si può usufruire, visto che il sindaco Conte ha detto che vorrebbe insomma allevare tutti questi personaggi, di metterli in un altro posto nella caserma Serena e fare la caserma Serena e Quinta Ora, adattarla a carcere, visto che sono pieni, che non ce la fanno più. Io penso che anche quelli della Quinta Ora lì non servono a niente. Tutto quel caseggiato lungo là, a cosa serve? A cosa serve? Non so, io non me ne intendo, però per dare spazi a queste persone che soffocano dentro su queste carceri accumulate senza un po' di qualità, di rispetto per queste persone che sono tutte accumulate in questi carceri. Non so. Ciao, vi saluto. Grazie, abbiamo sentito anche la Giusy, più di carceri magari ci vuole di formazione, non sarebbe male, anche piccole comunità per aiutare. Allora, cosa dice? Vuole rispondere il sindaco? No, che c'è un problema di carcere in Italia, questo è innegabile, forse costruirne altre, perché non si può entrare in carcere e peggiorare rispetto a come si era entrato, perché magari uno entra per piccoli reati e poi ne esce che è peggio perché ha dovuto sopravvivere. Bene, allora io ringrazio i miei ospiti, Stefania Goliciani, sindaco di Casale sul Sile, progetto Casale Futura, grazie a Maurizio Antonini, direttore CIA, grazie di Padova, grazie di essere stati con noi, pubblicità. Tra i 13 e
ai 17 anni gli 8 ragazzi identificati dalla polizia locale di Cimadolmo che negli ultimi mesi si sono resi protagonisti di numerosi episodi di vandalismo nel comune. Il più grave è la notte di Capodanno, quando dopo aver scavalcato la recinzione del campo sportivo, appena inaugurato e costato 180.000 euro, hanno sparato dei botti danneggiando la pista di atletica per 45.000 euro. Sul caso è intervenuto anche il ministro Matteo Salvini. Spero che il sindaco vada dalle mamme e dai papà di questi cretini per farsi rimborsare i soldi, perché non è giusto che siano tutti i cittadini a pagare per l'imbecillità di qualcuno, queste cosiddette baby gang. Sindaco che si era già attivato con i vigili urbani e in questi giorni sta convocando in comuni i ragazzi con le famiglie. Le riprese sono chiare e si vedono, quindi sono stati tutti identificati. A uno a uno li sto cercando di capire, sto cercando di ricostruire tutto. A qualcuno l'ho chiamato, gli ho parlato, naturalmente hanno negato, ma devo andare avanti e concludere l'intera vicenda. Penso che entro sabato concluderò tutto. Giustamente questa volta saranno sottoposti a ciò che prevede la normativa, ciò che è la legge, cioè il danneggiamento e il rimborso anche dei danni che hanno causato. Ma ciò che mi fa rimanere perplesso, come fanno questi ragazzi, anche se era Natale o Capodanno, posso capire, fino alle 2 di notte in giro, ma come fanno gli altri giorni a stare fuori fino alle 11, a mezzanotte, perché noi è più di un anno che l'attenzioniamo. Da mesi la banda di giovanissimi è in azione a Cimadolmo, danneggiando più volte gli impianti sportivi, distruggendo i pannelli isolanti, vandalizzando i magazzini e gli spogliatoi, imbrattando i monumenti ai caduti. Ora l'ultimo gravissimo episodio per il quale il sindaco chiederà il risarcimento dei danni. Penso che i genitori si assumano una propria responsabilità e penso che i genitori sappiano anche cosa fanno i ragazzi fuori. Cioè non si può venire in ufficio a contestare alcuni fatti, stare zitti e dire io non sono stato, io non so nulla. Anche i genitori devono capire che devono controllare i propri figli. E in comune monta la rabbia, anche perché le finanze sono sempre più risicate e un danno così ingente non può pesare sulla collettività. Già siamo in difficoltà a non aumentare le tasse, non l'abbiamo mai aumentato dal 2014 a oggi. Siamo in difficoltà a cercare di aumentare il costo della mensa, dei trasporti e di altre cose. Abbiamo fatto difficoltà a trovare 45.000 euro per cercare di non aumentare i pasti per i bambini. E oggi mi trovo un debito di 45.000 euro per 4 ragazzi che non sono in condizione di capire i danni che hanno fatto. Allora io presento dei graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Maurizio Stecca, ambasciatore federale campione olimpico di box, e abbiamo anche collegato da Roma il dottor Renato Frisanco, vicepresidente associazione Luciano Tavazza, e poi spiegherà cosa si sta facendo. Buongiorno veramente dottor Frisanco, grazie di essere qui per parlare anche di RUNTS. Allora prima di tutto andiamo con Maurizio Stecca. Allora Maurizio, grazie intanto di essere venuto. Cosa sta succedendo? Questa aggressività, questa rabbia, ecco, questi giovani pochi che non riusciamo a fermare o qualcuno non vuole fermarli perché si va da un'altra parte, si ha paura, ecco, di metterci le mani sopra con delle regole, delle leggi chiare, ecco, dei valori. Prego. Ma vediamo quello che c'è poi in televisione, perché qualsiasi cosa, anche nelle forze dell'ordine o qualsiasi cosa, poi vengono incolpati su certe situazioni che poi lo sbaglio è degli altri. Tenere a freno questi ragazzi bisogna sapere dove vanno. Che compagnie frequentano, va bene che i genitori devono stare sempre sotto controllo tutto, però dopo magari gli dicono che vanno da una parte e poi non li possono neanche seguire col telefonino perché poi dopo 10 minuti sono da un'altra parte. Cioè è un'organizzazione che fanno e si sfogano così. Vandalismo in questo modo non va bene. Poi a parte nel mondo dello sport, perché so che è molto costoso mettere a posto situazioni come per esempio adesso ho visto il filmato, la pista di atletica che ci sono formate da tante situazioni, tutto quanto, e poi quando vai a prendere anche i piccoli comuni che hanno carenza di mantenere, e poi Dio grazie che fanno lo sport, è quello che poi lo vai anche a danneggiare, a quel punto rimaniamo vuoti. Secondo te Maurizio, chi è che dovrebbe intervenire? Perché se io sfortunatamente non ho questi genitori
che sappiano fare i genitori, sono fragili, non sono preparati, hanno paura, certi hanno paura dei loro figli, anzi sono i figli che comandano in casa, tanto posso fare quello che voglio anche se sono minore, qual è il problema? Io ho sentito anche le forze dell'ordine dire proprio che questi se ne fregano anche quando ci becchiamo i genitori, ecco, vengono portati all'interno delle caserme, ma chi se ne frega, chi siete voi? Tanto mi rimandano a casa. Secondo te chi è che dovrebbe intervenire per cercare di fermarli? Perché è come l'albero, se lasci le mele marce, anche se sono poche, poi si marcisce tutto l'albero e tutta la frutta. Prego. Un esempio, io sono stato allenatore 25 anni nella nazionale italiana, ho avuto l'attività giovanile per 12 anni, dai 13 anni ai 18 anni, e poi dopo sono passato nell'elite delle squadre olimpiche. La nazionale, io avevo i ragazzi di tutta Italia, avevano le loro motivazioni, avevano le loro abitudini, perché venivano dalla Sicilia, Calabria, Basilicata, poi venivano anche dal nord, cioè io avevo i campioni atleti di tutta Italia, ma ogni ispezione dell'Italia avevano avevano delle abitudini diverse. Mentre quando noi facevamo le riunioni proprio con i ragazzi, li portavamo proprio ad esibirsi e di introdurre i nostri regolamenti, perché li avevamo lì 3 volte al giorno e tutto il giorno per 20 giorni. Praticamente chi sbagliava e chi voleva fare per i cavoli suoi prendeva e andava a casa e poi veniva punito, veniva relazionato alla Federazione Pugilistica Italiana e al CONI. In quel momento lì noi mettevamo già delle nostre regole, che erano un rispetto con tutti, il rispetto dello sportivo, il rispetto che tu sei fuori casa e rispetti le nostre regole, ma non con cattiveria, perché ti devi allenare, io ti ho scelto perché sei bravo, e se sei bravo mi devi dimostrare che anche nel tuo carattere, sia sportivo che quello tuo individuale, me lo devi fare. Come far diminuire anche questo messaggio? Avete sentito anche ieri, poi vedremo anche il filmato, Treviso è una città sicura, è quello che dice Mirella, non può passare il messaggio che Treviso non è sicura, che vi sia paura di uscire di casa, perché bisognerebbe vedere anche la realtà per rendersi conto cos'è la paura proprio di uscire, che poi abbiamo anche noi dei grossi problemi anche con i furti, con tutto, ma siamo a casa con i furti, non è che siamo in giro, questo è il problema, e non si può avere paura anche di 4 ragazzini che si credono dei padri eterni perché qualcuno lo fa credere, anzi più ne parliamo e più loro si vantano, perché l'importante è essere visibile. Cosa si potrebbe fare per fargli capire che bisogna andare anche più piano e che questo percorso prima o dopo finirà anche per loro? Anche a questo punto io sono andato anche nelle scuole, a parlare, anche a parlare del mio sport che ho fatto, perché il mio sport che ho fatto mi ha portato via ma non perché dal giro, perché dovevo essere un delinquente a 13-14 anni per forza e via. Ho fatto una scelta perché avevo scelto uno sport che è il pugilato e mi ha dato quella situazione di rispettare le regole, specialmente nello sport, ma dopo piano piano di innamorarsi per questo sport, e questo sport aveva delle regole e queste regole erano di stare allenato, sull'alimentazione, sul comportamento, andare a dormire alla sera presto perché al mattino dovevo andare a correre, poi dovevo andare a scuola, poi dovevo andare a lavorare e poi andavo in palestra. Questa era l'età mia dei 13-14 anni, perché avevo scelto una via e un tipo di sport che mi comportava a fare questo tipo di vita, ma l'ho scelta, non me l'hanno imposta, l'ho scelta. Poi piano piano, crescendo con le esperienze, io ci parlo ogni tanto con i ragazzi giovani, tutto quanto, ma provate a fare le cose che vi tengono impegnati, perché se girate noi a zonzo, se scusate il termine zonzo, in giro senza sapere quello che fate, certo che prima o poi la cavolata la fate. E poi anche perché hanno il nemico dietro l'angolo, che può essere la droga, l'alcol e tutto quello, poi non ci fa mancare niente. Poi quello che vedo sui social, tutto, adesso c'è di moda il coltello.
cioè anche se tu gli vai a dire qualcosa o altre cose o ti prendono di mira, questi tirano, una volta ti davi la spinta, litigavi, facevi la lotta. Adesso guai se gli dici qualcosa o state fermi o non fate quello e via, perché arrivano oltre con qualcosa e questo è molto pericoloso. Allora andiamo a conoscere anche il dottor Renato Frisanco, vicepresidente Associazione Luciano Tavazza. Si presenti, dottor Frisanco, prego. Dunque, ha detto lei, io mi occupo di volontariato da parecchio tempo, adesso non ho più sono stato il responsabile del settore studi e ricerche della Fondazione Italiana per il Volontariato, fondata da Luciano Tavazza per 15-20 anni, quasi 20 anni. E ora sono un attivista associativo, mi occupo di varie associazioni e ho un ruolo specifico nell'associazione Luciano Tavazza, appunto, che promuove la cultura del volontariato. Il volontariato, sappiamo, è un fattore di coesione sociale, di aggregazione dei cittadini, di partecipazione dei cittadini, quindi è un fattore importante anche nella prevenzione di quel fenomeno del disagio giovanile di cui avete appena parlato. È importante che ci siano molte associazioni che propongono ai giovani delle attività, che forniscono loro stimoli per essere utili a se stessi e agli altri. Non solo per fare... Iniziamo a leggere anche questa tavola. Dottor Frisanco, devo correre perché il tempo purtroppo è tiranno, ma sono tavole importanti. Cosa stiamo vedendo? Come leggiamo questi numeri? Prego. Ho provato a vedere qual è oggi il fenomeno del volontariato nel nostro paese all'interno del più ampio fenomeno del terzo settore, che è stato, come sapete, regolamentato da una legge, la legge di riforma, e in particolare dal codice del terzo settore del 2017. Se andiamo a vedere oggi le organizzazioni, l'ultimo dato si riferisce al RUNS dell'ottobre. Vado con la seconda tabella perché così guadagniamo tempo. Andiamo sulla seconda tabella, prego dottor Frisanco, adesso viene, eccola qua. Sì, e vedete come in Italia le organizzazioni di volontariato ad ottobre del 2024 sono quasi 38.000, quindi una realtà consistente, e anche se sono forse cresciuto meno di quanto si pensava, perché molte piccole organizzazioni non si sono ritrovate tra gli ingranaggi burocratici molto complessi della legge di riforma e quindi dell'iscrizione al RUNS, e quindi hanno un po' forse declinato questa possibilità, mentre sono cresciute molto le associazioni di promozione sociale, anch'esse composte da molti volontari, oltre che dagli associati che possono occuparsi anche in modo mutualistico di chi partecipa all'associazione. Vedete che poi un'altra componente importante sono le cooperative sociali, gli enti che anche se stanno scemando, e poi altre realtà meno importanti, se non sottolineerei la crescita di altri enti di terzo settore che rappresentano una novità nel mondo del non profit. Sono la crescita forte delle fondazioni e di altri enti privati che non sono società private, ma si occupano dell'interesse generale. Ecco, se voi guardate la tabella numero 2, se la mette, è possibile vedere la tabella numero 2? Pronto? Sì, eccola qua. Perfetto. Vedete come si può vedere qual è la consistenza di questo fenomeno nel Veneto e nell'Italia del Nord-Est. Il Veneto ha 2.728 organizzazioni di volontariato, 5.000 e più associazioni di promozione sociale. Vedete, siamo a quasi 9.500 organizzazioni iscritte al registro unico nazionale del terzo settore, con una variazione positiva per tutte queste tipi di
unità organizzative, tranne che per le cooperative imprese sociali. Dottore, che ero rimasta a 7.500, adesso lei mi dice 9.500, perciò capite sì, bene? Questo ad ottobre. Il fenomeno è in crescita, cresce di più per la componente associazioni di promozione sociale che hanno qualche possibilità, qualche vincolo in meno delle organizzazioni di volontariato, e questo fenomeno lo vediamo anche in Friuli, sia pure, e anche in Trentino Alto Adige, sia pure in misura minore. In queste altre due regioni il fenomeno si è un po' stabilizzato, le organizzazioni di volontariato crescono poco, crescono ancora le associazioni di promozione sociale, ecco, ma comunque il fenomeno lì si è stabilizzato. Però se andiamo a vedere il Veneto, adesso questa tabella ve l'ho mandata ieri sera, quindi non me la potete produrre, però facendo la graduatoria delle regioni italiane per quanto riguarda il tasso di presenza delle organizzazioni di volontariato, vediamo che la provincia di Bolzano è al primo posto, poi segue Trento, la Valle d'Aosta, incredibilmente due regioni del sud, Basilicata e Molise, mentre il Veneto è al 16° posto. Ecco, quindi anche rispetto al fenomeno del volontariato il Veneto non è più ai vertici come era una volta, anche se c'è un fenomeno di crescita, come dicevo prima, di altre organizzazioni di terzo settore più vocate con funzioni anche produttive come le fondazioni. Ecco, e quindi c'è un cambiamento all'interno del Veneto, e comunque è al 16° posto, ma se guardiamo invece alla presenza complessiva di organizzazioni di terzo settore, il Veneto scende al 18° posto. Ecco, quindi mentre le altre due regioni del nord-est, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia, sono trainanti rispetto al paese, il Veneto non ha quella consistenza che ci saremmo potuti aspettare da una regione che ha comunque una tradizione nel sociale importante. Ecco, c'è stata una crescita. Dottor Frisanco, io vorrei chiederle una cosa, Frisanco. Allora, io l'ho detto anche prima e l'ho detto anche in questi giorni. Allora, a sabato ci sarà l'elezione del nuovo presidente e del nuovo direttivo di Volontari Insieme. È l'associazione qui da noi che raggruppa tutti quelli che sono iscritti, tantissime centinaia di associazioni di volontariato. Io mi ritrovo che si sono presentati, perché mi mandano, essendo una televisione, grazie anche a questa possibilità di dire, di spiegare tutto, mi mandano l'elenco e mi ritrovo che partecipano a questa elezione 10 associazioni. Tra questi 10, 2 sono le stesse, anche 3 o 4 mi sembra siano le stesse, con 2 nomi diversi. Allora c'è qualcosa che non torna. E allora ho approfondito un po' e ho chiesto alle associazioni che conosco, che io invito, come mai non partecipate? Perché non ci sentiamo rappresentanti, tanto sappiamo come funziona e come va. E la politica ha distrutto tutto. Questa è stata la risposta che ho ricevuto. Allora, se queste situazioni non vanno più bene, non è il caso di rivedere, di cercare anche di capire cosa si può fare per cercare invece di migliorare e non di peggiorare? Perché se questi sono i numeri sono preoccupanti. Dottore, cosa dice? Sì, è vero, e sono preoccupanti, e ultimamente ci sono stati 2 fenomeni negativi, secondo me, che hanno pesato. Da una parte una tendenza da parte delle organizzazioni di volontariato diventare un po' sostituti funzionali del pubblico, di mettersi a disposizione delle istituzioni pubbliche per aiutare il welfare declinante, come sappiamo, a sostenere le proprie responsabilità. Quindi un volontariato che si sostituisce o che viene utilizzato dalle istituzioni per coprire le falle di questo sistema di welfare, del nostro sistema di welfare. Dall'altra, la riforma del terzo settore ha un po' obnubilato le vere funzioni, i veri valori di cui è portatore il volontariato, e ha danneggiato moltissime organizzazioni dei cittadini piccole che nascono con l'interesse di
partecipare, di portare un contributo nella propria comunità e sono state un po' imbrigliate dentro uno schema, un po' istituzionalizzate dal pubblico e hanno perso freschezza, identità, autonomia. E questo è un problema importante, cioè il volontariato nella riforma del terzo settore è stato valorizzato più come una forza produttiva che non una forza valoriale, con le sue funzioni vocazionali, che sono anzitutto la diffusione della cultura della solidarietà e della partecipazione dei cittadini, l'ascolto dei bisogni per il radicamento nelle comunità che ha il volontariato, la proposta di sperimentazione di nuovi servizi, che è anch'esso un grande contributo che il volontariato ha dato nel suo sviluppo. Il volontariato moderno, che si è diffuso dagli anni '80 in poi, è stato co-creatore di nuovo welfare con le istituzioni, non solo nella proposta operativa ma anche in quella legislativa. Ora questo ruolo è venuto meno, così come è importante che il volontariato continui a occuparsi del sostegno delle quote più deboli dei cittadini e a tutela di tutti i diritti. Ecco, e anche Dottor Frisanco, ma se non ci danno i nomi perché c'è la privacy, ci rivolgiamo ai servizi sociali per aiutare, la risposta è non possiamo darvi i nomi perché c'è la privacy, capisce che non andiamo da nessuna parte allora, perché questo ve lo parlavo anche con i sindaci prima, questa è la realtà. Allora andiamo anche a vedere anche questo comitato sicurezza no zone rosse e poi lo commentiamo, vedremo anche altri filmati che il nostro bravo regista Italo Morao metterà. Vi farà vedere per capire anche come si può parare anche col mondo del volontariato, anche con questi giovani. Andiamo a vedere. Abbiamo concordato con il sindaco di ampliare le aree di interesse già previste nel regolamento di polizia urbana per l'applicazione dei DASPO, allargandole a quelle vie che non erano previste formalmente, già di fatto c'era un controllo rafforzato e di ampliarlo quindi anche nel regolamento di polizia urbana via Collalto, via Castelmenardo, piazza Pio X e via Dandolo. A Treviso non ci saranno zone rosse. La statistica dei reati nelle mani del prefetto Angelo Sidoti è stata condivisa stamane nel corso di un delicato comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La città è sicura. Una misura però sarà adottata per gestire l'escalation di violenza registrato negli ultimi mesi. Zone più sorvegliate, DASPO per allontanare da queste i soggetti pericolosi. Quelle aree che sono interessate da questi fenomeni, che sono zone limitrofe alla stazione ferroviaria o zone limitrofe a luoghi di culto o beni architettonici artistici. Al tavolo, accanto al questore Alessandra Simone, il comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso, il colonnello Massimo Ribaudo, e il primo cittadino Mario Conte, che da giorni attendeva l'incontro di oggi. Con grande soddisfazione possiamo anche dire ai nostri cittadini che Treviso resta saldamente la città più sicura del Veneto. E quindi ho ringraziato le forze dell'ordine per il grande lavoro che svolgono. Ovviamente ci sono dei punti sui quali dobbiamo intensificare. Il prossimo passo sarà una riunione tecnica per stabilire quali quadranti della città attenzionare tra i quartieri citati San Liberale e San Zeno, allontanare soggetti pericolosi attraverso DASPO per disgregare il branco e disinnescarne la pericolosità sociale. Abbiamo un aumento sensibile dei fatti commessi dai ragazzi, dai minorenni che porta a un aumento appunto sensibile di episodi criminosi con aggressioni fisiche. Nessuna sottovalutazione dei problemi, anche questo è uno degli esiti del comitato, chiarisce il primo cittadino Mario Conte. Abbiamo chiesto di rafforzare gli organici al Ministero proprio perché non vogliamo abbassare la guardia e non vogliamo sottovalutare la situazione, però è altrettanto giusto dire che Treviso rispetto alle altre città d'Italia e del Veneto è ancora un'isola felice. Anche a Venezia ci sono spesso atti violenti, per fortuna sembra leggermente meno rispetto a Mestre, ma se le cose non vengono regolate un po' di più e c'è bisogno di più controllo, temiamo che anche Venezia diventi un posto pericoloso. Forse una volta ci si sarebbe aspettati che l'attività di un comitato di residenti particolarmente infastiditi dalla vita notturna veneziana si limitasse a protestare per degli schiamazzi a tarda ora, magari per musica ad alto volume nei locali o
al massimo nei casi più gravi per qualche atto di vandalismo. E invece nel bilancio del primo anno d'attività del Comitato Danni da Movida c'è anche altro. Anche Venezia è una piazza di spazio, ci sono le zone che già si conoscevano vecchie, alle quali si sono aggiunte delle zone nuove. L'ultima in ordine di new entry è la zona di Canareggio. Quando a tarda notte il tasso alcolico diventa elevato ed entra in gioco anche la droga, la situazione può rischiare di degenerare. Risse e accoltellamenti, a volte anche regolamenti di conti tra spacciatori sono aumentati in una città percorsa annualmente da decine di milioni di persone che assieme ad alberghi, bed and breakfast e locazioni turistiche ha assistito ad un boom enorme proprio di locali pubblici. La ordinanza antimovida è stata allungata di qualche mese, anche grazie alla nostra attenzione, alla nostra richiesta. È stato apportato qualche modifica sull'orario di chiusura, sul non servibilità dopo una certa ora. Diciamo che c'è un buon rapporto. In questo senso si guarda con interesse alla direttiva del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che introduce le cosiddette zone rosse, aree sensibili che saranno soggette ad un alto tasso di controlli. Il comitato intanto continua a muoversi a 360 gradi. A Venezia, ad esempio, dopo il Covid si è assistito alla moltiplicazione dei plateatici e non solo d'estate. Ci preoccupano le stufette elettriche. Ci sono delle stufette in tantissimi locali, bar e ristoranti, appese sotto agli ombrelloni o in vicinanza a tendoni di plastica che non sarebbero regolamentati, con i cavi che penzolano sui piatti dei turisti, e la new entry ancora sono delle lampade a raggi infrarossi che vengono puntate sui tavoli dei clienti e che ci stiamo informando, ma sembra che facciano anche molto male alla salute. Non ne andiamo più fuori. Allora Maurizio, cosa vuoi dire? Perché veramente invece di migliorare qua si peggiora tutto per il business, perché alla fine è solo quello. Esatto, no, comunque sentire un po' tutte le notizie che poi tutti i giorni le sentiamo sui telegiornali, altre cose, c'è da mettersi le mani nei capelli ed è difficile risolvere il problema. Per me è difficilissimo, perché più fanno vedere le cose che si possono fare e non gli fanno niente, perché loro sono liberi di fare quello che vogliono, non c'è punizione, non c'è niente, né di qua né di là, a quel punto loro prendono in mano la situazione e sono più liberi di fare le cose come si deve. Questo è perché se vai con la cattiveria è perché ti incolpano, se vai con quello le educhi per fare certe cose. Aspetta un secondo perché sennò cade la linea, abbiamo Sandro da Padova, vai Sandro. Buongiorno. Buongiorno. A tutti quanti. Carissima signora, lei si vede il suo impegno nel sociale, lo vede anche un cieco, quindi lei si vede la sua sincerità. Grazie. Per di più ha fatto una domanda, ma come mai non ci dicono il nome? Ma è semplice, perché ci sono dei magistrati che sono un po' assonnati, cioè dormono durante l'orario di lavoro, perché se noi andiamo a vedere l'articolo 113 c'è l'accesso agli atti, quindi con l'accesso agli atti dovrebbero consegnare copia. La risposta che le hanno dato è sbagliata, perché lei è o alla Camera di Commercio o ad altri posti, lo statuto delle fondazioni, delle associazioni sono liberi di avere i dati. Quindi c'è qualcosa che non va, lo vediamo su Rete 4, su Rete 5, su Rete 6, che c'è un gruppo, penso che sia economico, che con 9 euro assicura a tutti salute, libertà, ecco. Questo fatto, siccome è multiplo, se noi guardiamo è multiplo, vanno dietro i bambini ciechi, vanno dietro i bambini sordi, poi c'è la solo per i bambini disabili, poi, cioè sembra dipendono tutto da un'unica fondazione e quindi lì c'è un qualcosa che non va. E mentre a lei non le dicono quello che chiede, quindi c'è una violazione della legge. Perché, come le ripeto, l'articolo di legge, sapere, statuto, codice fiscale non è privacy, è regola. Quindi si sta muovendo in un settore molto particolare che non lo vogliono far sapere.
La saluto, complimenti. Grazie caro Sandro, ti ringrazio di cuore per capire che io sto cercando di mettercela tutta, ma mi sembra di essere nel deserto da sola, non ho nemmeno una palma, non ho l'acqua, non ho niente, cerco di andare avanti con grande difficoltà, però che vado avanti, questo potete star certi. Di sicuro non sarà perché non ho la palma e l'acqua che mi fermo, ma cercherò di far capire che forse qualcuno deve parlare anche di più, deve svegliarsi, non a caso si chiama Sveglia Veneti il mio programma. Allora finiamo con Maurizio, poi andiamo dal dottor Frisanco per capire cosa ne pensa anche di questa telefonata. Prego Maurizio. No, penso che tutto questo servizio, tutto questo lavoro che si fa, bisogna continuare e insistere sulle situazioni di questi ragazzi giovani, perché vedere, sentire tutti i giorni gli articoli sui giornali, sul web, tutte cose che prendono, che una volta non c'erano, queste cose qui non c'erano, e sentire tutti i giorni questa melina di tutte le notizie, tutto quanto, porta ad aumentare ancora la situazione sui ragazzi. Uguale, perché se lo possono fare loro, lo possiamo fare anche noi. Maurizio Stecca, tu eri presente quella volta che avevamo cercato anche di fare qualcosa tutti assieme, di fare squadra con i sindaci all'ippodromo per far capire? Come no. Ecco, noi abbiamo cercato di prevenire perché doveva succedere ancora fortunatamente tutto quello che è successo poi e che noi abbiamo detto in quella riunione: uniamoci e fermiamoli. Era quel progetto dello sport, era su tutti gli sport e tutto quanto, di avvisare le famiglie, le scuole, chi poteva partecipare, introdurre i ragazzi giovani per fare delle attività sportive. Infatti abbiamo sentito con tutti le palestre che c'erano e da far vedere un po' i vari sport del Veneto, perché se dico un po' non nel mio interesse, ma nella scuola del pugilato qui nel Veneto ci sono 52 palestre. Avete capito? Sono 52 palestre tutte piene di ragazzi giovani e specialmente frequentate da donne. Avete capito? Perché forse hanno anche paura sì, di ecco, magari, ma non è perché devono fare il pugilato, perché il pugilato, come dicevo sempre, l'agonismo è una cosa, ma andare in palestra, fare ginnastica, prepararsi a un carattere nuovo, prepararsi a riformare un carattere buono, sicuro, perché la vita sociale che magari si sta facendo è un po' magari pericolosa sull'attenzione dove vai. Come è andata a finire, Maurizio? Stiamo continuando a farlo, però ci vuole col proprio campanile. Esatto, bravo. Ecco, brava. Invece di metterci assieme rimaniamo divisi, ognuno fa la sua cosa e poi finisce là e i ragazzi aumentano con questi atti di vandalismo e con quello che fanno. Sentiamo cosa ne pensa il dottor Frisanco. Dottor Frisanco, cosa ne pensa di questi progetti però? Dico sempre profondo nord, dottor Frisanco, facciamo fatica anche qua a fare, per quello è diminuito il volontariato, perché non si fa più squadra, ognuno col campanile più alto, i forti politicamente vincono su tutto e gli altri se ne vanno perché ormai dobbiamo girare col commercialista e pagare per fare volontariato. Prego, dottor Frisanco. Sì, accenno al fatto che prima parlavate dei comportamenti opportunistici di alcune associazioni di terzo settore che speculano e magari imbrogliano il cittadino, raccolgono fondi e non sappiamo la destinazione di questi. Bene, per le organizzazioni iscritte al registro unico nazionale del terzo settore questo è difficile che avvenga. Il registro è messo a disposizione dei cittadini proprio perché prima di fare una donazione o di impegnarsi per un'associazione possono conoscere l'associazione per cui si impegnano o donano qualcosa. Il registro serve anche a questo, a creare trasparenza rispetto a questo fenomeno e a fare in modo che i cittadini scelgano le organizzazioni che operano con il fine reale dell'interesse generale e della solidarietà. Anche le organizzazioni che raccolgono il 5 per 1000 sono controllate dalle istituzioni, per cui sono
garanti, diciamo, della loro garantiscono. Perché dobbiamo fare la rendicontazione, io proprio perché faccio questo cerco di dare la massima visibilità a dove arrivano i soldi e come li spendo, sono premiata perché faccio parte della top 10, perciò sono in vetta alla classifica, forse perché faccio vedere veramente quello che si fa anche col 5 per 1000 ed è la fiducia, ottenere la fiducia. Però mi dicono, ma tu hai le telecamere, sei fortunata. Sì, ma oltre alle telecamere bisogna anche essere credibili, o sbaglio, dottor Frisanco? Assolutamente, bisogna operare veramente per l'interesse generale, cioè occuparsi del bene comune, dei beni comuni, a cominciare dall'essere solidali con chi è meno fortunato, ecco, dall'intervenire su un fenomeno oggi molto importante e preoccupante, quello della disuguaglianza sociale. Ecco, poi volevo dire, rispetto invece ai fenomeni del disagio sociale sul territorio, scusate, qui ci sono dei rumori di sottofondo e prima ho perso il collegamento perché hanno tolto l'energia elettrica per un minuto. Vabbè. E volevo dirvi una cosa, è importante che il volontariato oggi sia riconosciuto per il valore che ha, è effettivamente un agente di partecipazione dei cittadini, di coagulo della volontà dei cittadini di dare un contributo. Scusi se la interrompo, però è giusto anche interloquire. Dottor Frisanco, ma se dobbiamo girare col commercialista e pagare per essere volontari, allora il valore del volontariato non esiste? Sì, è quello che dicevo prima. La riforma ha un po' condizionato il volontariato, l'ha istituzionalizzato, gli ha tolto un po' di autonomia, di iniziativa, tende a soggiogarlo nelle logiche istituzionali. Però non tutto il volontariato è scritto a RUNS e comunque il volontariato, c'è oggi un volontariato crescente che si occupa che è un chiamato volontariato di cittadinanza, che è molto impegnato sul versante della tutela e della valorizzazione dei beni comuni. Le scuole, ad esempio, che propongono le scuole aperte tutto il giorno perché possano essere luoghi di socializzazione, di aggregazione e di crescita dei cittadini, a cominciare dai più piccoli, i parchi, gli arredi urbani, le biblioteche di quartiere, cioè i cittadini si fanno carico anche di nuovi servizi di base, sociosanitari, attuano iniziative di inclusione sociale degli immigrati, ecco, si impegnano anche per la lotta al cambiamento climatico, ecco, anche di fronte all'inerzia del pubblico. Ecco, si sta facendo, avanza, diciamo così, una partecipazione spontanea di gruppi poco formalizzati che affrontano problemi concreti del territorio che incidono sulla qualità della vita della comunità e sulla base di un principio di reciprocità, che è un po' il nuovo paradigma dell'azione volontaria, no? Ecco, cioè, si guarda anche a queste aggregazioni. Anche le aggregazioni si formano su nuovi social media. In pratica è un modo che i cittadini hanno di contribuire a costruire comunità e allargare gli spazi della democrazia reale. Tanto è vero che molte istituzioni pubbliche comuni stanno facilitando, agevolando questo impegno dei cittadini facendo con loro dei patti che permettono la costruzione insieme e la valorizzazione, la tutela di questi beni comuni, come dicevo, parco, scuola, biblioteche di quartiere, arredi urbani, oppure iniziative ad esempio per l'integrazione degli immigrati, ecco, facendo lavorare magari anche quote deboli dei lavoratori, come possono essere quote deboli dei cittadini, i disabili, gli anziani, ecco. Questo è un nuovo volontariato di comunità che è molto importante. Non si sente, non si conosce, se lei non ce lo dice questa mattina, dottor Frisanco, nessuno lo dice, capisce che il volontariato non fa audience, capisce quanta fatica
è per quello vi invito, perché dovete dare dei numeri, far capire che ci siamo, che lavoriamo, che possiamo essere utili. Invece non ci vogliono, dottor Frisanco, vogliono il re, la regina e i principini. Questa è la realtà del mondo del volontariato che sta diventando, purtroppo, dico io. Allora andiamo a vedere, devo correre, purtroppo questo servizio, campagna contro aggressioni sanitarie. Andiamo a Padova. 1800 aggressioni in Veneto da gennaio a settembre 2024, una tendenza in aumento rispetto al 2023. C'è timore tra gli operatori sanitari della regione, esposti ai rischi legati a una crescente tensione con i pazienti che spesso sfocia in vere e proprie aggressioni. Da eroi, come simbolicamente ricorda il murales di Wonder Woman che dal 2020, l'anno del Covid, campeggia davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Padova, a soggetti spesso incolpevoli di carenze del sistema, a partire dalle attese per le cure al pronto soccorso o per una visita. Da qui l'idea che l'azienda ospedaliera di Padova porta all'attenzione di tutti attraverso una campagna di informazione e comunicazione al via. Questo cartello sarà diffuso in forma capillare nei pannelli luminosi del pronto soccorso centrale e dell'ospedale Sant'Antonio, nelle sale d'attesa, nei reparti, nel sito e via social. Ascolto e cortesia migliorano la cura, rispettiamoci, l'invito rivolto a tutti. Un cartello che racconta una storia. Non è un disegno qualsiasi quello scelto, ma la riproduzione di un quadro regalato al direttore generale Giuseppe Dalben da una paziente trapiantata. Un'operatrice sanitaria, medico, infermiere, OSS, quella ritratta con il camice verde e la mascherina viola, una farfalla tatuata sul braccio e una che simbolicamente vola. È la farfalla della gentilezza, balsamo per il dolore di chi soffre ed è malato, ma anche per chi nel sorriso di una persona guarita o sollevata da quel dolore si sente ripagato di fatiche e stanchezze. Allora Maurizio Stecca, come commentiamo questo video, queste parole molto importanti, questa parola magica che a molte persone farebbe altro che bene, più di una medicina, che è la gentilezza, la cortesia, il rispetto? Certo, il rispetto, perché ci troviamo anche nelle condizioni che non possono essere dei Superman. Quelli che vanno, per esempio, i dottori, anch'io sono, ogni 15 giorni sono anch'io sotto cura su certe situazioni, anche per l'ospedale di Treviso, che sono in cura. C'è un'organizzazione spettacolare, cioè cercano di darti le soddisfazioni di avere sempre le cose prima possibile, se non si può fare, ma hanno tentato di farlo, di darti una mano e altre cose. E poi sentire che c'è sempre questo nervosismo, quello di picchiare, uno che va all'ospedale deve andare a picchiare per via delle cose, ma bisogna capire loro quello che hanno. Poi dopo va bene, ci potrebbe essere quello della mela marcia, ci potrebbe essere dentro, ma penso di no, dopo il Covid penso che sia cambiato un po' tutta la situazione caratteriale dei mezzi, degli infermieri, di tutto. E poi basta, cioè sempre incolpare una situazione che bisogna avere tutto e subito. Certo, c'è difficoltà, bisogna stare, come si diceva prima, calmi, tranquilli e aspettare, però ci sono situazioni che possono sicuramente far saltare via la testa, però bisogna sempre ragionare in tutte le cose. Senti Maurizio Stecca, non è che forse anche questi ragazzi, lo dico spesso, è una mia idea, una mia sensazione, che si sono un po' stancati delle lezioncine in classe e che vogliono essere loro i protagonisti, anche sbagliando magari, ma essere loro i protagonisti, perché poi alla fine sì, magari riesci anche a catturare l'attenzione di qualcuno, non di tutti di sicuro, non di tutti, meno male, perché devo dire anche la verità, è già un successo catturare l'attenzione di qualcuno, però io sono dell'idea che forse dobbiamo fargli toccare con mano quella che è anche la violenza, però nella maniera giusta. Sì, certo. Ti piace essere violento? Perfetto, vieni a fare, visto che abbiamo 55 palestre, vieni a sfogarti in palestra, vieni a sfogarti a Treviso ce ne sono 2. A Mestre ce ne sono 2, a Padova ce ne sono 3 o 4, poi ce n'è una a Silea, ci sono, cioè in tutti i posti indirizzati nel Veneto ci sono palestre. Anche perché i prefetti e anche le forze dell'ordine, i sindaci hanno nomi e cognomi di questi ragazzi, perché molti vengono individuati, però alla fine cosa fanno? Ecco, dagli una situazione di dire: se ti vuoi sfogare altre cose, via, andiamo in palestra.
E le palestre dopo vengono avvisate, gli allenatori vengono se poi come gestirli? Certo, perché lì quando entri ci sono le regole e lì gli dai quello che adesso ti devi comportare nel modo migliore, se ce la fanno. Ma poi è uno sfogo, uno dice non voglio fare l'agonista, ma mi piace picchiare un sacco, mi piace saltare la corda, mi piace fare ginnastica, mi piace socializzare. Mi piace anche confrontarmi magari sì, con certo, un altro... si fa, c'è il caschetto, c'è tutte le protezioni, c'è tutto, e poi certo ci sono i maestri dentro che poi osservano tutto e ti parlano, ti educano, ti portano sullo sport, e se ti piace, se non ti piace andiamo a fare un altro. Ecco. Vediamo se ti si naga e osso una punta di diamante come che te pensi di essa. Allora sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Renato Frisanco e come ci saluta, perché ormai l'ora è finita e c'è questo rumore, perciò vediamo se è sparito, se c'è ancora. Prego, se no la devo lasciare perché è fastidioso. Prego, sì. Dottor Frisanco. No, aggiungo che è importante, adesso capisco che c'è una esigenza di avere più sicurezza nelle nostre comunità, ma la sicurezza è data non solo dalle forze di polizia, da un controllo del territorio, è data anche da iniziative di prevenzione che sul territorio le parti migliori della società civile riescono a realizzare, proprio per aggregare questi giovani che sono un po' allo sbando, a cui serve una proposta di qualche tipo per occupare bene il tempo, per fare qualcosa di utile, per avviarli anche possibilmente a un'occupazione. Sto pensando ad esempio anche tutti dovrebbero fare la loro parte, le scuole dovrebbero fare il tempo pieno, soprattutto nei casi dei ceti sociali meno avvantaggiati. Parlavo prima delle scuole aperte tutto il giorno e gestite nelle attività pomeridiane dalle forze del volontariato, dalla società civile, dai cittadini. Ecco, questo andrebbe sviluppato. Bisogna andare incontro, cioè il giovane ha bisogno di avere qualche stimolo, di avere qualche esempio, di avere qualcuno che lo sollecita a fare qualcosa. E in questo il volontariato è un grosso fattore importante. Sì, purché ma se non lavori... è coinvolto, dottor Frisanco? Esatto. Allora no. Siamo al punto a capo, perché se vengono coinvolti i soliti noti, e io ho addirittura i medici di famiglia che hanno detto che non hanno neppure l'elenco delle associazioni di volontariato che potrebbero essere di supporto a loro, capisce che non ci siamo proprio? Sì, ma l'elenco lo possono recepire facilmente, perché c'è il RUNTS che ha l'elenco. Per ogni realtà comunale c'è un elenco di associazioni, chiunque può sapere quali sono le associazioni attive sul territorio. Le istituzioni insieme c'è un grande lavoro da fare di sinergia. Lei parlava prima della difficoltà a fare rete, no? Della frammentazione. Bene, è importante che le istituzioni pubbliche per prime valorizzino l'attività delle organizzazioni di volontariato che sono sul territorio per fare attività utili a quella comunità. Ecco, venendo incontro ai bisogni di tutti i cittadini, dai giovani che sono in uno stato di disagio. Qual è il problema, dottor Frisanco? Che noi andavamo bene finché non è entrata la politica anche nel mondo del volontariato. Ecco, si andava benissimo, si riusciva a fare del volontariato serio, puro, bene. Adesso purtroppo fai una fatica, come ha detto lei, molti se ne sono andati ed erano quelli reali, quelli che veramente facevano volontario col cuore, erano i nostri diversamente giovani, che allora li hanno mandati a scuola di volontariato. Ma cosa c'entra? Andrai a vedere chi può andare a scuola e chi fa un altro tipo di volontariato. Ma cos'è sta storia della sicurezza? Non mi sembra che abbiamo avuto morti in tutti questi anni. Abbiamo una telefonata, chi è in linea? Antonio, vai Antonio. Grazie. Prego. Grazie della sua gentilezza. Prego Antonio. Prego, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Grazie della vostra gentilezza. Mica ho bisogno appunto di parlare con voi, ma altro che posso diventare cieco perché voglio un coma e sono in grande difficoltà. Siccome che mi guardo sempre Rete Veneta, che aveva tutti i numeri, dopo che ho perso il foglietto del cartano che aveva tutti i numeri di Rete Veneta.
e adesso sono in difficoltà qua a vista perché ho il glaucoma, se devo andare a Cecco. Ma cosa chiederesti, Antonio? Cosa chiederesti? Una visita, cosa? Adesso vuoi parlare qua a Mirella? Ma insomma, caso mai mi collegherò un'altra volta. Va bene, ti chiamo io, Antonio, ti chiamo io per vedere come, se riesco, perché non ho la bacchetta magica, lo sapete, ma se riesco a fare qualcosa più che volentieri, Antonio, visto che hai questi problemi, perciò lascia il tuo numero bene, perché delle volte lo lasciate anche sbagliato e non riesco più a collegarmi con voi, che poi vedremo. Allora, io ringrazio veramente il dottor Renato Frisanco, vicepresidente Associazione Luciano Tavazza, che sarebbe... Ecco, molto bello capire come si era partiti bene con questi illuminati che abbiamo avuto nel passato e che abbiamo perso, perché di illuminati anche nel mondo del volontariato ne abbiamo veramente pochi, se non quelli seri, come ha detto il dottor Frisanco, che ci sono fortunatamente, ma se perdiamo anche questo non so che fine farà il mondo del volontariato. Ci mancavano anche gli ATS, adesso non si riesce più a capire, non sanno neanche loro cosa sono e cosa faranno, perciò capisce bene, dottore, che siamo molto lontani da raggiungere l'obiettivo, che è quello di aiutare le fragilità. Grazie dottor Frisanco. Maurizio Secca rimane con noi, andiamo in pubblicità. Grazie. Poco più del 60% delle giovani bellunesi fra i 18 e i 35 anni che hanno un'occupazione hanno partecipato al questionario che ha indagato i fattori che limitano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, hanno dichiarato la loro insoddisfazione per l'impossibilità di ambire a una valorizzazione dei talenti e le criticità di conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro. È una fotografia che invita a una riflessione ampia, quella scattata dalla Fondazione Corazzin nell'ambito di Fem Factor Dolomiti, il progetto approvato dalla Regione Veneto nel quadro delle attività previste dai progetti e azioni di rete innovativi per la parità e l'equilibrio di genere. Doppio il fronte è emerso. Da una parte delle opportunità che anche le aziende offrono e c'è una richiesta importante da parte delle aziende di inserire giovani, anche giovani donne all'interno dei loro organici, c'è una possibilità di opportunità anche di creazione di impresa sul territorio, ma rispetto a questo una grande fatica. Una fatica che non è legata esclusivamente alle caratteristiche morfologiche del territorio bellunese, quanto a una difficoltà di distribuzione dei compiti quotidiani in famiglia e soprattutto dalla mancata valorizzazione dei talenti dei giovani che al lavoro chiedono non solo una sopravvivenza economica, ma un modo di lavorare che li possa valorizzare e non distruggere fisicamente. Una cosa che emerge è che fino ai 30 anni la creazione di una famiglia è veramente complicato, è difficile. E quindi oggi più che mai sostenere le donne significa creare ambienti di parità nel lavoro e occasioni di crescita professionale e sociale. La questione della conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di vita si ripresenta ciclicamente, ma risulta essere il nocciolo della questione ed è dirimente anche nelle scelte. Se non riusciamo, questa è una percezione che avevamo quando abbiamo presentato il progetto e non può che essere confermata sia dalle ricerche che dall'incontro che abbiamo fatto nelle varie attività con le giovani donne, e questo tema è sicuramente ancora da sviluppare, ma soprattutto da trovare delle soluzioni finalmente, perché altrimenti ce lo porteremo avanti ancora per molto tempo. E vi presento altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Renzo Cararetto, sindaco di Casier. Grazie sindaco di essere qui con noi, veramente grazie, anche perché lui ha partecipato a queste riunioni che abbiamo cercato di fare per far capire l'importanza della squadra. Saluto anche Massimo Brini, consigliere comunale a Lignano, delegato al turismo. Grazie Brini di essere qui, veramente grazie, e vedremo anche una cosa bellissima, questo presepio di sabbia meraviglioso. Allora grazie Massimo Brini. Allora io inizierei proprio con il sindaco di Casier Cararetto. Cosa sta succedendo? Tanti problemi, siete in prima linea, coperta cortissima
tutti che chiedono, tutti che vogliono, d'altra parte sarebbe anche un diritto, se non hai chiedo, e dove vanno a finire? Dal sindaco, che è l'unico referente che hanno. E soprattutto ecco il problema dei giovani, dei ragazzi e dello sport. Lei ha partecipato a questa riunione che si faceva appunto, che abbiamo fatto all'ippodromo di Treviso con tantissimi sindaci, e lo sport, per capire come prevenire, però ognuno poi il proprio campanile. Prego sindaco. Allora, buongiorno a tutti, grazie Mirella e auguri di buon anno a tutti, visto che siamo ancora all'inizio. Naturalmente sappiamo che chiudiamo un anno, ma i problemi comunque rimangono e si continuano ad averne. Credo che a 360 gradi diciamo che i sindaci giustamente sono sempre stati, sempre saranno un po' in prima linea, ma la difficoltà nostra è comunque, credo, di sempre di più di poter aggregarci per dar voce ai problemi che abbiamo e cercare in qualche modo risolverli. Sarà difficile, ma far capire alla parte insomma superiore a noi che bisogna in qualche modo non lanciare delle proposte che non hanno fondamento per poter risolvere alla base. E le proposte che non hanno fondamento quali sono? Ma le proposte che non hanno fondamento sono quelle che si arriva tante volte a dare come indicazioni, ma poi nella sostanza e nel territorio calate non hanno il stesso effetto, perché magari si vanno a mirare in come si può dire, in territori o insomma in comuni o città metropolitane, dove che naturalmente vediamo tante volte che la partenza, la base e la piccola sostanza dà creatività. Lo sport, in questo caso partiamo da una semplice condivisione, lo sport è tanta cosa per le famiglie, per i ragazzi, per la comunità stessa, di tenerla aggregata e di un insegnamento che è in salute e anche in comportamento o dopo la scuola. Ma bisogna lavorare tanto e bisogna avere continuità, avere persone e avere anche istruttori e dare la possibilità a chi si adopera per mantenere questo, dargli fiducia. Non possiamo sempre anche al volontariato caricarli di problematiche. E noi non ce la facciamo, nei nostri territori non ce la facciamo a mantenere una continuità ai nostri sostenitori, volontari, di poter darci una mano, perché li carichiamo di responsabilità. E la responsabilità, purtroppo, ragazzi, diciamo che a 60 anni in su, a parte che ne troviamo sempre meno, e chiediamoci il motivo per cui ne troviamo meno, perché una volta giustamente si andava in pensione con un'età inferiore rispetto adesso. Adesso naturalmente il volontariato manca, perché a 67 anni, quando te vai in pensione, non è che te ha voglia ancora di rimetterti in gioco. Una volta si andava a 50, era troppo presto una volta, vabbè, però adesso non dobbiamo caricare il fatto di dire non troviamo volontari. Facciamo fatica proprio perché si continua a lavorare, è giusto così, va bene, è giusto così. Però quelli che ci sono, bisogna poi che ci sia una motivazione, una possibilità di gestione anche del sindaco. Diamo responsabilità di più al sindaco, va bene, ma diamogli anche la possibilità di poter in qualche modo gestire un territorio con delle persone che gli danno una mano. Allora, prima avevo il dottor Frisanco collegato con noi da Roma, che è un esperto del RUNTS e del mondo del volontariato, che aveva portato delle tabelle importanti. Allora, noi siamo scesi come Veneto, che eravamo nei primi posti, a cui ho anche scritto, al 16° posto. Per non parlare dell'associazionismo siamo al 18° posto e abbiamo però 9.500 associazioni di volontariato, cioè c'è qualcosa che non torna nei conti. Allora sentiamo anche cosa ne pensa Massimo Brini, consigliere anche al turismo, ma soprattutto un lignano che ha investito molto nelle strutture per le fragilità, ha visto lungo. Io ho molti atleti, Maurizio, che dicono Lignano è l'unico posto dove noi ci troviamo bene, perché veramente abbiamo tutto. Cos'è questa illuminazione, Massimo Brini? Quella voglia di investire dove nessuno capiva l'importanza invece di investire anche per le fragilità. Questa piscina quasi olimpionica, direi, questi spazi meravigliosi, queste attrezzature proprio per dare anche risposta a numeri molto importanti. Prego Massimo Brini.
Buongiorno Mirella, un buon anno e un buon anno anche ai telespettatori. Chiedo scusa per gli occhiali, ma in questo momento problemi di vista mi tocca tenerli su. No, non c'è problema. Noi siamo partiti con molto anticipo, perché siamo partiti ancora nel 98-99, quando quella volta ero anche assessore dello sport, e lì ci siamo candidati per gli EIOF, con gli EIOF, che abbiamo ripreso comunque per il 2027, proprio perché abbiamo delle strutture che sono il fiore all'occhiello del nord-est o comunque del Friuli Venezia Giulia, e da lì siamo partiti pensando proprio anche a farli utilizzare a tutte le persone di questa terra, che siano abili, meno abili, che siano vedenti, meno vedenti, in modo che tutti possano fare lo sport, perché come ha detto giustamente il sindaco di Casier, lo sport aiuta nella salute, nel comportamento, ma direi che aiuta anche nella disciplina, cosa che in parecchi giovani, se non si dedicano allo sport, manca. Il problema del volontariato è un problema non indifferente. Noi ad esempio gestiamo il presepe di Sabbia tutto con il volontariato. La festa delle cappe e il Lignano in Fiore viene fatta tutta da volontari, solo che la burocrazia prevede sempre degli iter molto più problematici. Per le società prevede degli adempimenti sia fiscali sia legali, burocratici, per cui i volontariati che già mettono il loro tempo a disposizione perdono un po' dell'entusiasmo e piano piano si dissolvono uscendo dalle varie associazioni, perché il carico è pesante e le soddisfazioni molto poche. Eppure queste strutture, Massimo Brini, sono frequentatissime. Abbiamo tantissime associazioni sportive che arrivano a Lignano proprio per la possibilità di fare questi eventi. Allora vuol dire che avete visto giusto, che bisogna insistere su questo e bisogna fare anche squadra con altre realtà che non hanno la fortuna di avere. Anche l'Unione di Sindaci dovrebbe fare anche questo. Se c'è questo, cerchiamo di portare queste associazioni su posti dove poi sono attrezzati e valorizzarli. Prego Massimo Brini, c'è questa squadra, questo scambio, anche visto che c'è anche questa accordata molto importante anche dei sindaci dei nostri litorali? Uno degli obiettivi che ci siamo posti come amministrazione è quello di creare la città dello sport. Quindi abbiamo individuato un'area, abbiamo fatto un master plan. Adesso stiamo cercando i finanziamenti e ieri abbiamo avuto proprio la visita del vicepresidente della regione del Friuli Venezia Giulia, che è anche assessore allo sport, per avere un finanziamento ad hoc per poter raddoppiare il numero degli impianti sportivi che sono nell'area, palestra comunale, stadio Teghi, tutta quell'area lì di Lignano, possibilmente creando anche un palazzetto dello sport in grado di ospitare almeno 12-13 mila persone. Allora, Maurizio Stecca, come vuoi commentare le parole di Massimo Brini? Giustamente fare le domande e le richieste per la città dello sport, come per esempio c'è a Mogliano. Mogliano l'ho visitata perché diventerà sicuramente la capitale nel 2000, penso 25 o 26 della città dello sport, Mogliano. Ho partecipato a varie manifestazioni. Comunque quando c'è lo spazio da costruire tutto quanto, quando poi viene chiamato città dello sport, uno pensa che ci siano poi tutti gli sport da praticare e di passare bene settimane di sport e anche manifestazioni a livello mondiale poi. Però queste strutture sono poche in Italia, lo dicono gli atleti che io invito, fanno fatica a trovare, e soprattutto quello che vorrei capire anche Maurizio, poi sentiamo anche il sindaco Cararetto, è la difficoltà anche economica, perché ti devi mettere in viaggio, devi spendere, devi trovare gli alberghi, devi mangiare, è facile dire venite, però come si deve? Cosa vorresti dire questa mattina? Dipende quale tipo di associazioni sportive tu fai parte, che si riesce a mantenere la situazione degli atleti e di gestire pienamente tutto il programma annuale delle attività sportive è una cosa,
ma per le famiglie normali che hanno il figlio atleta o l'atleta femmina o i propri figli atleti, di portare poi anche ogni domenica poi a fare le gare, altre cose, diventa un po' difficile la cosa, perché finché sei in nazionale paga tutto la federazione, paga tutto quanto, e allora sei in ritiro, hai una convocazione, la nazionale, maglia azzurra, puoi andare anche in capo al mondo, ma ti seguono fino alla fine. Ma però per le famiglie normali, che ci sono delle manifestazioni, delle gare o internazionali o nazionali che bisogna girare in tutta Italia, c'è una spesa, se c'è una società che poi può rendere e dare una mano. Sindaco Cararetto. Allora, è tutto vero, ma noi come amministratori dobbiamo pensare ai normali, esatto, non quelli che hanno la possibilità di poter ricevere naturalmente il contributo o quanto altro per la gestione, ma tutte le famiglie normali che hanno bisogno e che hanno magari più figli, perché poi partiamo anche dal fatto di dire e vorremmo incrementare anche la possibilità di avere un bambino o 2 in più per famiglia, per poi insomma poter continuare a dare insomma spazio a quello che però giustamente, come si diceva, bisogna anche noi amministratori imparare ad avere delle visioni, perché è stra importante, perché non dobbiamo ricadere su quello che era successo forse nel passato, che si pensava di fare quelle piccole cosette, magari di poter usarle insomma 1 anno o 2 e poi lasciarle. Bisogna parlare e accordare con le amministrazioni, specialmente per i comuni, io parlo anche per il mio che è insomma medio-piccolo, e piuttosto di fare un'opera che la trovi sul comune adiacente, fare qualcosa che non sia abbinata, tipo, facciamo delle ipotesi perché poi i cittadini capiscono, no? I telespettatori. Io ho Preganzol, per dire, che ha la piscina. Ok, inutile che io vada a farne un'altra. Io ho fatto la pista di pattinaggio, che la pista di pattinaggio, scambiarci e avere la possibilità anche poi successivamente di accordare tra noi delle agevolazioni per i cittadini che possono andare tra un comune e l'altro, magari vicini, piuttosto di andare magari chissà con dove, le associazioni di volontariato, con le associazioni di volontariato che hanno tutto. Rispetto e ripetiamo che bisogna sempre di più avvicinarsi a questi e avere la possibilità di gestirli, di dargli anche qualcosa per poter gestire questa parte, ed è importantissimo secondo me, perché poi alla fine uno nel momento in cui ha una visione sicuramente porterà a casa dei risultati per futuro per i propri cittadini, ma dopo dobbiamo anche pensare che noi siamo stati abituati a vedere delle strutture messe in piedi che magari in quel momento c'erano dei finanziamenti e dopo abbandonate perché non c'era nessuno che aveva la possibilità di gestirle. Allora adesso non abbiamo più né i tempi né le possibilità e neanche le modalità per abbandonare gli investimenti che facciamo. Dunque quello che facciamo pensiamoci anche soprattutto a come mantenerli successivamente. Andremo tutti a Cortina, fanno delle cose bellissime, faccio per dire, per noi poi dopo fare l'opera, diciamo, è difficoltà a trovare le risorse, ma oggi fortunatamente con dei contributi si riesce anche a farle, ma pensiamoci come mantenerle nel futuro, perché metteremo a disagio ancora di più le nostre comunità. Un'altra cosa importante che però finalmente si è riusciti a capire è che queste riunioni che facevamo qualcosa hanno portato. Ad esempio mi ricordo l'ex sindaco di San Fior che era presente a questa riunione che ha detto io ad esempio non ho la palestra, si ricorda sindaco Cararetto? Ed lui era molto amareggiato per questo, però fino a quel tempo, a quel momento nessuno gli aveva offerto la palestra, caro sindaco Cararetto. Fortunatamente queste riunioni servono anche a far capire che non è tutto mio e solo mio, ma è della comunità, mettiamoci in squadra. Quanto importante è fare squadra, Massimo Brini, capire anche le realtà del territorio che vivi? Ecco, come ha detto lei, questo mondo del volontariato che se non ci fosse dovremmo inventarlo, perché veramente riesce a centrare l'obiettivo ed aiutare concretamente, basta alzare il telefono, dopo 2 ore sono già là. Prego Massimo Brini. Fare squadra è importantissimo perché se no non arrivi da nessuna parte. Da soli magari si corre più veloci per i primi 100 metri, dopodiché inizi a stancarti, mentre se sei in gruppo arrivi dove devi arrivare.
e i ragionamenti che ha fatto il sindaco Carrareto sono giusti, perché poi bisogna vedere anche come sfruttarli, come farli rendere e come gestire le opere che vai a fare. La cosa non è semplicissima, per noi è un po' più facile perché abbiamo dei finanziamenti che sono dovuti alla tassa di soggiorno che ci permettono in un modo o nell'altro di sopperire magari a problemi di bilancio che altri comuni che non hanno la tassa di soggiorno potrebbero avere. Però elettoralmente paga molto poco la visione a 15 anni, a 20 anni, che sarebbe la visione giusta per un politico, paga più la visione a 1 anno, 2 a 3, però non è così che si va avanti. Quindi quello che ha detto anche il sindaco Carrareto lo trovo giusto, corretto, e fortunatamente che c'è gente che ha visioni a lungo termine, perché solo con quelle riesce a dare un futuro anche alle prossime generazioni. Allora adesso andiamo a vedere questo meraviglioso presepe di sabbia che è stato fatto a Lignano Sabbia d'Oro, perché merita, perché c'è il mondo del volontariato e chi non ha la fortuna di poter andarlo a visitare questa mattina tranquillamente a casa se lo gode. Penso alle fragilità, ai diversamente giovani che magari non escono di casa, allora gli facciamo vedere questa meraviglia di presepe di sabbia. Bellissimo, complimenti Massimo Brini per questa meraviglia che abbiamo visto, che cattura proprio anche l'emozione, ecco, riesce a emozionarti, ecco, avete avuto dei numeri veramente incredibili. Prego Massimo Brini. Sì, abbiamo avuto numeri che lasciano perplessi anche noi che siamo tra quelli che organizziamo, perché ci aspettavamo tantissima gente, ma in un numero così elevato sinceramente no, questo ci fa piacere. Siamo stati un po' aiutati anche dal tempo e comunque volevo dire che il presepe di sabbia i sabati e le domeniche è aperto ancora fino al 2 di febbraio, quindi chi ha visto le immagini e si sente invogliato sabato e domenica potrà venire a vederlo.
Ricordo che l'ingresso è libero e se uno poi vuole fare una piccola donazione la può fare, che comunque va tutta in beneficenza fino all'ultimo centesimo, perché i prezzi per la realizzazione, i costi per la realizzazione per i materiali sono pagati dal comune di Lignano Sabbiadoro, dalla Lignano Sabbiadoro Gestioni, e un aiuto ci viene dato anche da promotorismo. Quindi... Infatti era la domanda che voleva farle il sindaco Carareto, se questi soldi poi raccolti vanno in beneficenza. Lei ha risposto prima che facesse la domanda. Come vuole commentare il sindaco Carareto? Credo che da fare onore all'amministrazione, proprio perché insomma si va a mettere delle risorse, ma che poi a sua volta c'è un richiamo per le attività produttive sicuramente, perché chi arriva dà anche insomma un contributo alle attività, ma anche credo che poi loro quello che ricavano andrà in beneficenza nel territorio suo loro, di qualche insomma associazione e quant'altro, che forse magari è nel sociale, che di solito si usa moltissimo avere questo rapporto insomma di continuità nella gestione, perché nel sociale poi lì insomma credo che non ne parliamo neanche, perché lì abbiamo insomma un mondo aperto sia di bilancio che di insomma possibilità da governare. Allora andiamo a vedere proprio questo Lignano Capodanno numeri record e poi li commentiamo, perché dobbiamo parlare anche in positivo, non solo in negativo. Andiamo a sentire. 5, 4, 3, 2, 1. Il Capodanno 2025 ha visto parecchie persone scendere nelle piazze delle città del Friuli Venezia Giulia, dove in tanti hanno scelto di augurarsi la classica buona fine e buon inizio, insieme stretti a contrastare il freddo e a brindare al nuovo anno. E in mezzo a numeri importanti spicca Lignano Sabbiadoro, con presenze che hanno sfiorato le 10.000 persone a festeggiare la mezzanotte in riva al mare, grazie agli spettacoli inseriti nell'ambito della Kermesse Natale da Mare. A Piazza Fontana e a Parco San Giovanni Bosco si è andati avanti fino alle 3 di notte a ballare, a festeggiare. In un quadro di ampio intrattenimento con tutti i generi musicali si è registrato anche un 20% di stranieri sulle presenze complessive, tutte molto soddisfatte nonostante un velo di nebbia classica a quelle latitudini abbia reso meno visibili i fuochi d'artificio. Ci ha pensato poi l'intramontabile Cristina D'Avena, conosciuta trasversalmente tra varie generazioni insieme ai Game Boy, a rendere indimenticabile anche il primo giorno dell'anno, sempre nel massimo della sicurezza come previsto dai protocolli messi in campo e fatti rispettare alla lettera. Il Capodanno, secondo le stime dell'amministrazione comunale lignanese, ha dimostrato la grande capacità di poter differenziare l'offerta turistica, staccandosi anche dalla canonica giornata in spiaggia, sfruttando tutte le potenzialità che il mare in Friuli può offrire. Per questo serpeggia soddisfazione in giunta con il sindaco Laura Giorgi, che osserva i frutti del suo lavoro mentre si avvia al giro di boa della metà del mandato, mentre Lignano prende vita alla grande anche in inverno e lo fa con numeri da record. Allora, intanto complimenti anche per questi numeri raggiunti, ma soprattutto si parlava col sindaco Carareto il problema della sicurezza, eppure voi avete investito molto più sulle famiglie, sulla sicurezza anche delle persone, dei turisti che vengono, che sulla movida, anche se c'è. Prego Massimo Brini. Sì, in effetti è così, però per la beneficenza, scusa se apro una parentesi, vorremmo fare con quei soldi lì una fattoria sociale per i bambini con tutte le abilità, quindi per chi poi viene in ferie a Lignano, dei bambini e magari quel giorno non vuole andare in spiaggia, ci sarà questa fattoria sempre gestita da volontari, questo è il nostro obiettivo, e dove ci saranno tutta una serie di animali, tra cui gli asini, cavalli, pecore, eccetera, e quindi potranno passare una giornata differente anche didatticamente per quanto riguarda questo. Adesso è chiusa la parentesi e per quanto riguarda le presenze abbiamo stimato che in tutto il periodo sono arrivate quasi 300.000 persone, questo ci dicono le celle telefoniche che sono state rilevate dalle antenne. Naturalmente poi c'è anche chi non ha il telefono cellulare, per cui bambini e anziani che non hanno magari il cellulare con loro, le famiglie che ne portano uno solo,
quindi un altro 20%, 15-20% in più rispetto alle presenze che sono state stimate dalle cellule, sicuramente c'è. Come ha detto il sindaco Cararetto, le attività economiche ne hanno molto beneficiato, tant'è che quando vado in giro per la strada mi ringraziano praticamente quasi tutti per le iniziative che abbiamo messo in campo e siamo veramente contenti. Anche il sindaco veramente mi ha fatto i complimenti a me, ma io lo faccio poi a tutti quelli che nel comune lavorano, dagli operai agli operai della LISAGES, la LISAGES stessa, che con il suo personale hanno contribuito a rendere grande una manifestazione veramente riuscita molto bene. Allora, qui abbiamo il campione olimpionico Maurizio Stecca, che è proprio un campione che ha anche le idee chiare su quello che si potrebbe fare anche con lo sport nelle spiagge. Maurizio Stecca è anche ambasciatore federale. Allora Maurizio, cosa vorresti dire a Massimo Brini anche per quanto riguarda lo sport, l'importanza dello sport anche nelle spiagge? Sì, a parte che Lignano sicuramente li ha, cioè ha la pallavolo, il padel, il beach tennis, no, ci sono, gli sport ci sono. Io vengo poi nella zona, io vengo dalla Romagna, vengo da Rimini. Praticamente anche Rimini non si è svegliata, ha avuto le sue idee a fare... mi piace se la figlia... No, non l'hai detto, ma l'hai detto. No, per far capire che poi abbiamo parte della zona di Rimini che ha una delle fiere più grandi d'Europa, e quando poi ci sono le fiere tutto l'anno, praticamente Rimini una volta era inverno e estate, inverno chiudeva, estate si apriva dalla primavera, dopo Pasqua, invece adesso rimane aperta tutto l'anno perché ci sono le fiere di continuo che fanno le attività e praticamente devono poi dare tutto il possibile. Le spiagge, lo sappiamo, la Riviera Romagnola ha colpito molto poi per le attività poi sportive, perché Rimini si è organizzata facendo un progetto dal porto di Rimini arrivare a Riccione, tutto sul mare, proprio ha fatto totte palestre, proprio le palestre all'aperto, correre, piste ciclabili, camminate, palestre già fatte pronto per i pesi, i sacchi per il pugilato, per tenersi in forma. Ormai ha creato una situazione così per il turismo e perché qualsiasi cosa, sia estate che inverno, è sempre aperto. Quella è stata un'idea sicuramente americana tramite i vari promoter che poi girano per il mondo. Ogni tanto copiamo qualcosa di buono dall'America. Sì, certo. Copiare il buono non fa male, copiare no. Sindaco, copiare, ecco, quanto è importante anche copiare se un comune fa bene, ecco, certo. Io copio e poi ci mettiamo d'accordo e magari ci uniamo, perché anche qua sta divisione. Secondo me copiare non è sbagliato purché non si dia diciamo il stesso format, ma si cerchi di modificarlo per attrarre ancora meglio quello che hai ricevuto. Certo, ecco, cosa si aspetta dal 2025? Noi abbiamo sentito anche Massimo Brini, ecco, le persone hanno voglia di far festa, hanno voglia di ritrovarsi, di essere in allegria, le sagre lo dimostrano, quante famiglie vediamo, ecco, finalmente vediamo le famiglie unite, forse puntare anche su questo, non la sagra perché il santo casca quel giorno, ma magari fine settimana con le sagre non sarebbe male, visto che stiamo sempre di più chiudendoci in casa e non succede niente, perché qui, come si parlava, è un problema anche di sicurezza, perché tante persone devi essere anche sicuro. Prego Sindaco, perché poi ne rispondete voi. Allora, mi hai dato spunto per ringraziare Massimo e che ci ha convinti di andare a trovarlo a Lignano. Poi vi darò i numeri così vi scambio i numeri, dai. Ecco, no, ma però io vi invito, visto che insomma ci diamo da fare tutti per insomma rallegrare anche chi opera, alla festa del radicchio a Casier, ad Osson, che parte il 24 di gennaio. Noi invitiamo Massimo Brini. Invitiamo Massimo, vieni che così insomma passiamo un'ora in compagnia e vediamo
e ci copiamo a vicenda per portarci a casa qualcuno qualcosa, insomma, per migliorare sia da una parte che dall'altra. E invito la tua amministrazione, insomma. Allora Sindaco, io ho avuto anche degli agricoltori però molto veramente avviliti, non è andata bene la stagione del radicchio, purtroppo è andata molto male e loro ne pagano le conseguenze, tanto lavoro buttato, ecco, raccolto poco. Prego Sindaco, anche questi bisogna supportarli. Sì. Beh, vengono da voi. Difatti anche la parte dell'agricoltura che io insomma nel mio territorio ne ho, non è andata bene non solo per il radicchio ma anche di altre colture, perché abbiamo avuto insomma 2 anni di stagioni molto particolari, perché da un lato ci sono state tante piogge e poi nel momento della maturazione di certi prodotti è capitato il periodo più caldo, dunque insomma sono in difficoltà. E come tante altre attività purtroppo si nota sempre continuamente che ogni anno o per un motivo o per l'altro ci sono delle realtà che hanno veramente delle difficoltà, dunque non si può mai secondo me generalizzare la cosa, ma metterci delle attenzioni e cercare in quella circostanza di dare una mano in qualche modo, magari aiutandoci ad andare a prendere i prodotti direttamente da chi insomma li coltiva, o in qualche modo aiutarli a poter recuperare su quello che produce. Insomma, ci sono delle possibilità importanti, metterci attenzione e darci una mano, mai avvelirci però, perché i problemi vanno sempre risolti. Io dico sempre a tutti, non carichiamoci di disagi troppi, perché poi perdiamo anche quell'entusiasmo per poter risolvere, perché l'unica cosa che non si risolve, e io auguro sempre a tutti, la salute. Poi tutto il resto, se facciamo squadra, i problemi si risolvono. Allora andiamo a vedere e a sentire anche cosa ha detto la Premier sulla politica. Andiamo a sentire Meloni, Conte e Martella e poi lo commentiamo con i nostri ospiti. Io penso che quella di Fratelli d'Italia sia un'opzione che deve essere tenuta in considerazione, ovviamente. Le elezioni regionali in Veneto e le tensioni tra partiti della maggioranza irrompono nella conferenza stampa di Giorgia Meloni, che rimarca la volontà già espressa localmente di Fratelli d'Italia nel rivendicare la presidenza di Palazzo Balbi. Della questione, continua la Premier, si sta già parlando con gli altri leader del centrodestra e si stanno valutando le condizioni nelle diverse regioni. Ci saranno diverse elezioni regionali ampie quest'anno, importanti, delicate, e quindi noi abbiamo già cominciato a parlarne con Matteo Salvini, con Antonio Tajani, con gli altri, e continueremo a farlo. Se a Roma si discute, in Veneto le rivendicazioni di Fratelli d'Italia sulla guida della regione continuano ad essere rifiutate dalla Liga. Così Mario Conte a Focus. Io rappresento 560 sindaci veneti che da sempre hanno i conti in ordine, quindi c'è una cultura amministrativa importante. La stragrande maggioranza di questi sindaci sono marchiati Lega, perché più di 200 sindaci in Veneto sono leghisti, e credo che questo sia un marchio di qualità e soprattutto un peso specifico politico importante da portare al tavolo della trattativa, tant'è che ci sentiamo forti di pretendere e chiedere a gran voce che la guida della Regione Veneto rimanga in casa Lega. E al di là di quelli che sono i termini della discussione romana, le prossime regionali sono viste dal Carroccio Veneto come la linea del Piave. Per noi è una questione di vita o di morte, è per questo che noi diciamo che siamo pronti anche alla corsa solitaria, perché per la Lega e per la Liga la partita del Veneto è fondamentale per il futuro dell'esistenza del nostro partito in Veneto, ma credo che l'esistenza e la forza di una Liga veneta sia fondamentale anche per la tenuta del governo. E mentre le parole di Giorgia Meloni sembrano escludere l'ipotesi di uno slittamento del voto alla primavera 2026, è certo che il governo impugnerà la legge della Campania sul terzo mandato, con le ripercussioni che questo avrà anche sul Veneto e di Desiderata della Lega e Luca Zaia. Di fine di un ciclo politico parla il segretario Dem Martella. Non ci potrà essere un altro mandato per Zaia e si aprirà un nuovo ciclo politico, anche perché questo è esaurito e si sta esaurendo anche piuttosto male. Allora, sentiamo il sindaco Cararetto, perché voleva fare il democristiano con la Mirella e invece ha detto guarda, sta a fare come i democristiani adesso perché devi dire quello che pensi. Allora
Su cosa? Perché abbiamo affrontato un paio di questioni. Le elezioni. Allora, ha detto quest'anno, la Premier Giorgia Meloni ha detto quest'anno. Sono previste effettivamente, però credo che ci sia in piedi delle questioni che io non lo so se dall'alto hanno già deciso tutto. Perché mi sembra che ci siano questioni che non riguarda solo il Veneto, riguarda anche altri paesi nazionali, sulle regioni, che insomma potrebbe esserci aperta qualche questione, insomma, burocratica un po' più importante. E dunque su questo non lo so se poi effettivamente hanno la possibilità, perché ormai siamo eminenti, Il sindaco Conte ha detto andremo da soli se veramente non si capirà l'importanza di quello che stiamo dicendo. Lei cosa ne pensa? Beh, io penso che se parliamo quasi sempre che facendo squadra abbiamo autorità diverse, da soli probabilmente ne abbiamo un po' meno. E dunque io tendenzialmente cercherei sempre di raggrupparci un po' di più per essere più sicuri a mantenerci il territorio. Allora sentiamo Pierina da Bagnoli, veloce Pierina perché sono in chiusura. Buongiorno, sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Se il Signore mi ascolta parlo perché vedo che mi parla sopra. Prego. Volevo dire che questi agricoltori sono lasciati soli perché tutto trasportano dall'estero, i suoi prodotti non sono valutati. Devono loro, per far lavorare le persone e pagarle, devono i sindacati ad aiutarli quando hanno fatto la manifestazione a vendere più cose loro, di aiutarli, di vendere più i suoi prodotti al suo valore, non che li svendano e poi pretendono di pagare le persone molto. Le persone lavorano, devono essere pagate, però devono essere aiutati anche gli agricoltori a vendere bene le loro cose. Grazie Mirella, buongiorno a tutti. Grazie a Pierina da Bagnoli. Allora funziona così, quando chiamate dovete aspettare perché non arriva subito, dovete aspettare che finisca e poi vi danno la linea perché funziona così, bisogna avere l'attimo di attesa per andare in onda, perché bisogna anche spiegare le cose bene, poi i poveretti loro a casa non lo sanno. Allora sentiamo come commenta invece Massimo Brini questa Premier che ha detto quest'anno si va alle elezioni, ci sarà molto da discutere, da fare. Lei cosa ne pensa Massimo Brini? Beh, prima di tutto volevo ringraziare il sindaco Cararetto per l'invito per il 24. Se il problema si risolve, volentieri, anche perché vengo a trovare l'amica Roberta Panzarin, che è assessore, credo, Casier. E il dottor Canzanluca, che comunque sono degli amici e quindi mi farebbe piacere. Detto questo, io non capisco perché i presidenti delle regioni debbano finire il loro secondo mandato e poi non ricandidare, perché la scelta, secondo me, degli amministratori deve essere lasciata al popolo. Ci sono deputati, senatori che sono lì da 30, 40 anni, perché per loro il secondo mandato non vale e deve valere per gli altri, o vale per tutti o non vale per nessuno. Per cui io sono favorevole al terzo e anche al quarto mandato, qualora ma è il popolo che lo deve decidere, l'elettore, non sicuramente una norma fatta ad hoc per eliminare qualcuno e che non vale invece per altri, per quelli che poi la norma la seguono. Molto chiaro anche Massimo Brini. Sì, Maurizio Stecca, come ci saluti? Niente, alla prossima puntata che si parlerà sempre di sport, sempre sui ragazzi. Lo sai, la mia vita è sempre stata, sono nato, ho vissuto e continuerò ancora a vivere per lo sport e per dare sicuramente le mie esperienze e tutto quello che poi ho passato nella mia vita da atleta. Ecco. Grazie anche a Maurizio Stecca, un saluto anche dal sindaco Cararetto. Come ci saluta sindaco? Io ringrazio te, ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio anche i colleghi, chiamiamoci qui presenti, perché siamo a 360 gradi come operatività.
e ogni qualvolta c'è insomma la disponibilità e il tempo per trovarci e discutere, perché è importantissimo in qualsiasi tavolo, in qualsiasi occasione, nasce sempre un confronto per portare a casa qualcosa che è sicuramente di buon auspicio per i nostri territori. Allora io ringrazio i miei ospiti, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Penne al ragù del bosco umbro. Gli antichi romani chiamavano il fungo porcino suillus per il suo aspetto tozzo e massiccio, ed il termine porcino ne è l'esatta traduzione. Possono raggiungere facilmente grandi dimensioni. Non sono infrequenti ritrovamenti di esemplari di peso superiore a 1 o 2 kg. Ingredienti per 4 persone: 320 g di penne, 350 g di muscolo di manzo, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, una cipolla, un mazzetto composto da prezzemolo, aglio, carota, cipolla, sedano e maggiorana, 200 g di funghi porcini, vino rosso, parmigiano reggiano. Tagliate la carne manualmente a tocchetti. Rosolatela in tegame nell'olio caldo con un trito di cipolla. Rivoltatela più volte. Quindi aggiungete i funghi lavati, mondati e tagliati a piccoli pezzi. Fate cuocere piano. Poi, man mano che il fondo di cottura va asciugandosi, bagnate col vino. Quando anche il vino si sarà asciugato, unite all'intingolo la polpa dei pomodori pelati, minutamente spezzettata. Salate e pepate. Poggiate sull'intingolo il mazzetto e proseguite la cottura dolcemente, aggiungendo, quando serve, qualche cucchiaiata di brodo. Cuocete la pasta al dente, levate il mazzetto dalla salsa e versatevi la pasta che salterete poi per qualche minuto. Spolverate con il parmigiano e servite. E buon appetito!